buon venerdì, sono le 12 in punto, di nuovo insieme con la nostra diretta quotidiana, insieme fino alle 14:30 con gli aggiornamenti di cronaca, di politica naturalmente, perché ieri sera il governo Draghi ha incassato la fiducia anche alla Camera, nonostante il no di 16 deputati del Movimento 5 Stelle. Questo naturalmente sta creando ulteriore polemica all'interno del movimento. Vedremo anche quelli che saranno gli scenari futuri di questa presa di posizione annunciata da parte dei deputati pentastellati, e poi naturalmente gli aggiornamenti sul fronte coronavirus alle 12:30. Come sempre seguiremo in diretta la conferenza stampa del presidente Zaia, che quasi sicuramente tornerà a parlare di vaccini, dell'acquisizione di nuovi vaccini, anche perché ci sono stati degli sviluppi, ci sono delle novità proprio delle ultime ore sul fronte dell'inchiesta che è partita dall'Umbria, dalla Procura di Perugia per questo intermediario o perlomeno insomma ora indagato per la fornitura di vaccini AstraZeneca. Riguarderà anche la sede della Regione Veneto l'attività di acquisizione di documenti disposta, come detto, dalla Procura di Perugia per accertare le modalità di approvvigionamento dei vaccini anti-Covid. Lo si apprende dal NAS, incaricato dai magistrati di procedere appunto in tal senso. L'obiettivo delle acquisizioni presso la sede della Regione Veneto, da quanto si apprende, è di accertare i presunti proponenti di forniture di vaccino in deroga agli accordi con le autorità centrali. È partita dagli uffici della Regione Umbria, precisamente dall'assessorato alla sanità, la segnalazione al NAS sul sospetto intermediario che ha poi fatto partire l'inchiesta della Procura sul mercato parallelo dei vaccini anti-Covid. Noi lo facciamo di regola, spiega l'assessore alla sanità Luca Coletto, che tra l'altro aveva ricoperto anni fa lo stesso incarico proprio in Veneto, perché tutto sia certo e verificabile. Da lì poi l'apertura del fascicolo, che ha delegato il NAS ad acquisire documentazione sulle attività in corso anche presso la Regione Veneto. Su questo però l'assessore Coletto precisa: il Veneto sta facendo tutto alla luce del sole, ha informato AIFA e il commissario Arcuri. Conoscendo Zaia, sono certo che non solo ha adottato tutte le misure, ma anche le contromisure necessarie. A parlare sempre l'assessore umbro Coletto. Non ho dubbi, tanto è vero, conclude, che anche noi come Umbria ci siamo accodati se veramente vi fosse la possibilità di acquistare legalmente vaccini aggiuntivi. Proprio ieri è partita la lettera della Presidente Tesei alla Regione Veneto. Dunque anche l'Umbria, dopo altre regioni, si accoda al Veneto per verificare la possibilità di acquistare ulteriori dosi di vaccino al di fuori di quelli che sono al momento gli accordi tra l'Unione Europea e le varie case farmaceutiche. Questo è dunque al momento il punto. Su questo fronte immaginiamo insomma che interverrà il presidente Zaia per chiarire questo. Intanto vado a Verona, saluto il sindaco Sboarina. Buongiorno sindaco Federico Sboarina, sindaco di Verona, ben ritrovato. Buongiorno. Allora sindaco, innanzitutto io ho iniziato parlando della fiducia incassata anche alla Camera dopo quella al Senato del nuovo governo Draghi. Non so se ha avuto modo di sentire quello che è stato il discorso del Premier al Senato, che ha un po' delineato i punti essenziali del suo programma, ha parlato di una nuova rinascita facendo un riferimento tra quello che è stato il dopo Seconda Guerra Mondiale, quindi una ricrescita del Paese, partendo naturalmente però dalla lotta al Covid, quindi sul fronte vaccinazioni, per poi puntare naturalmente ad una rinascita economica del Paese. Come vede, che lettura dà a questo neo governo che inizierà ora dopo la fiducia a lavorare? Ma guardi, io in realtà parlo da sindaco, quindi da sindaco i sindaci rappresentano la praticità e la concretezza, quindi io mi aspetto la concretezza e la praticità, cioè mi aspetto che dopo le parole, insomma di parole ne abbiamo sentite tante, anche e soprattutto in questo ultimo anno, e non sempre sono state seguite poi dai fatti. Io mi aspetto che invece alle parole seguano i fatti, perché le nostre attività economiche sono pesantemente in difficoltà. I ristori non sono arrivati, o comunque non sono arrivati a tutti, o comunque alcune attività commerciali hanno avuto dei risarcimenti che sono minimi.
ma nel momento in cui il governo legittimamente e giustamente dal mio punto di vista mette in campo ormai da un anno delle restrizioni per far fronte all'emergenza sanitaria, parallelamente deve anche intervenire per fronteggiare l'emergenza economica. Quindi questo è quello che mi aspetto. Quello che mi aspetto è la sburocratizzazione. Io è dall'inizio della pandemia che lo dico, che la pandemia può essere l'occasione, deve essere l'occasione per rendere più snella l'attività amministrativa, per rendere più snello l'accesso. Per esempio, guardi, ne parlavo proprio ieri con l'assessore Bottacin, noi abbiamo subito in quest'anno maledetto, il 2020, abbiamo subito dei danni incredibili con l'uragano del 23 agosto. Ecco, io mi aspetto che la sburocratizzazione porti i risarcimenti a tutti i veronesi che hanno subito dei danni importanti, come tanti veneti non hanno subito nell'ambito di quest'anno, perché siamo stati colpiti dalle Dolomiti fino a noi a Verona in modo importante. Quindi questo mi aspetto che il piano dei vaccini vada avanti velocemente, che quindi i vaccini arrivino, perché noi logisticamente ci siamo preparati, abbiamo allestito degli spazi in fiera per far fronte a migliaia di vaccinazioni al giorno, ma ci vogliono i vaccini però. Quindi insomma tutto questo mi aspetto, perché è quello che io penso si aspettano le famiglie veronesi, le attività economiche, i veneti, ci aspettiamo tutti insomma. Tra l'altro proprio l'assessore regionale turismo Federico Caner oggi con un post ha fatto anche la fotografia sul fronte turismo, parlando di un anno horribilis con arrivi meno 61%, presenze meno 54%. Immaginiamo che in una città come Verona, che vive anche di turismo, anche questo sia un tasto dolente e anche qui si debba intervenire. Ma guardi, noi abbiamo un'economia che è molto importante in modo trasversale. È chiaro che l'indotto che genera il turismo sulla città di Verona è incredibile, perché abbiamo un turismo di tutti i tipi. Abbiamo il turismo generato dalle grandi manifestazioni fieristiche, la fiera è chiusa praticamente da un anno che non fa fiera. State inquadrando l'Arena, è un turismo che anche e soprattutto nel periodo estivo. Voi pensate che nel 2019, l'ultimo anno buono diciamo, in cui abbiamo fatto dei numeri incredibili, dentro in Arena a vedere la lirica e i concerti sono entrati 1 milione di persone. L'anno scorso, che siamo stati gli unici ad aprire comunque e abbiamo fatto i salti mortali, siamo stati i primi in Italia per vendere i biglietti, ne abbiamo venduti 70.000, 1.070.000, e potrei andare avanti dandovi numeri che hanno dell'incredibile ovviamente negativo. Quindi su questo aspetto io mi aspetto sia in termini di interventi e sia anche in termini di poter lavorare, perché io in Arena, se ricordate l'anno scorso ho fatto una battaglia incredibile che poi mi è stata supportata dal governatore, dal presidente Zaia, perché avevamo il limite delle 1.000 persone in Arena, che poi siamo riusciti a portare a 3.000. Ma è chiaro che quell'anfiteatro, quel nostro gioiello ne tiene 13.500. Allora, evidentemente, sempre con la massima attenzione rispetto alla salute, ai protocolli, al fatto che tante persone saranno vaccinate. All'interno di questo perimetro dare però la possibilità di lavorare, perché io dico sempre, io non chiedo che ne so, una cifra determinata a pioggia, io la chiedo su quei volani della mia città che poi a loro volta generano l'economia della città. Io chiedo che su Fondazione Arena, per fare un esempio, stavo parlando della stagione lirica, ci sia un'attenzione da parte del governo, da parte di tutti, perché un euro messo sull'Arena genera non so quanti, ma centinaia di migliaia di euro come ricaduta sull'economia cittadina, perché a quel punto ricominciano a lavorare gli alberghi, i bar, i ristoranti, i negozi, una città intera. Arena di Verona che è stata anche protagonista della cerimonia inaugurale dei mondiali di sci di Cortina, una soddisfazione per lei, per la città? Sì, assolutamente sì. Devo dire che tra l'altro proprio dall'inizio della pandemia, che non potendo riempirla delle tante persone che si poteva fare, abbiamo fatto in modo che andasse in mondovisione più volte. Abbiamo cominciato, se ricordate, l'anno scorso in pieno lockdown, con delle riprese in un'arena sgarruppata e vuota che sono andate in prima serata sulle reti nazionali, poi il 2 giugno con Grigolo che cantava l'inno nazionale, insomma poi abbiamo fatto quello che ho detto prima l'estate scorsa, e poi con i mondiali di Cortina abbiamo fatto insomma queste riprese per me stupende, ma forse sono troppo di parte, ma io penso che chiunque abbia visto quelle immagini dell'Arena di Verona
col tenore, insomma, sono oggettivamente stupende. Questi sono i gioielli che abbiamo, questi sono i gioielli da valorizzare, e questi sono, in una logica non assistenzialista ma proprio di investimento delle risorse, sono i gioielli su cui investire per rimettere in moto quel meccanismo virtuoso che riporterà milioni di turisti a Verona e nel Veneto. Sul fronte turismo, ma non solo, si guarda all'estate, alla stagione estiva, perché abbiamo visto che il virus anche l'anno scorso, insomma, proprio in estate ha avuto una pausa, ha permesso a tutti di tirare il fiato, soprattutto dal punto di vista ospedaliero, e poi la campagna vaccinale, augurandoci che vada avanti con ritmi più importanti, ci si augura proprio che l'estate possa essere il momento per una ripresa. Che aspettative avete, Sindaco? Allora, io lo continuo a ripetere quasi come un mantra proprio in questi giorni. Io ritengo che non si debba commettere un errore perdonabile l'anno scorso, che abbiamo commesso l'anno scorso. Se ricordate, l'anno scorso quando siamo arrivati dopo i mesi di lockdown, maggio, giugno, la riapertura, insomma, sembrava anche psicologicamente, penso in ognuno di noi, che tutto fosse finito. E questo invece ha generato poi una disattenzione, tra virgolette, nei comportamenti e in tutto, che ha riportato poi alla seconda ondata e ai numeri pesantissimi della seconda ondata. Ecco, io penso che proprio in questi giorni, io continuo a ripeterlo, in cui siamo ai livelli minimi di contagio, diciamo, della seconda ondata, sia il momento di stringere i denti. È difficilissimo perché è da un anno praticamente che tutto questo è cominciato, e quindi siamo tutti stanchi, siamo tutti in difficoltà, cioè è veramente molto problematico. Però questo è il momento in cui tenere basso la linea del contagio. Tra l'altro, mentre l'anno scorso di questo periodo ci veniva chiesto di rimanere chiusi in casa, cioè dei sacrifici incredibili, oggi in realtà possiamo fare praticamente tutto. L'importante è farlo con quell'attenzione di mantenere sempre la mascherina, di mantenere il distanziamento, cioè quelle minime attenzioni che ci permettono di fare tutto, ma ci permettono di farlo in sicurezza, perché questa è l'unica garanzia per fare in modo che, anziché dover subire l'altalena che abbiamo subito negli ultimi mesi, che poi genera dei meccanismi perversi anche dal punto di vista economico, perché le nostre attività, continuare a aprire e chiudere gli orari, cioè non riescono a ripartire. Noi abbiamo bisogno di mantenere la linea del contagio così bassa, i comportamenti sono fondamentali, l'altro volano fondamentale evidentemente sono i vaccini. La somma di queste due cose mi rende, perché lo voglio essere, ottimista, perché noi non possiamo permetterci di avere altre, tra virgolette, ricadute. Nel momento in cui veramente si riparte in maniera forte. Voi pensate che con la scusa che abbiamo dovuto spostare tutto, per noi dal mese di diciamo fine maggio avremo, insomma, con il Giro d'Italia, e poi avremo il Vinitaly, la prima dell'Arena con il maestro Muti, una serie di altre iniziative a livello internazionale che però su cui sto lavorando. Noi ci stiamo facendo trovare pronti, ma dobbiamo poterlo fare. Ecco perché io chiedo attenzione e responsabilità, perché io voglio, per l'economia della mia città, fare in modo che l'estate prossima si facciano tutte queste cose. Io le sto programmando, le sto progettando, le sto mettendo in cantiere per far trovare pronta la città, e voglio arrivarci. Siamo a febbraio e abbiamo il tempo per riuscire ad arrivarci e poter partire, perché diversamente io non può. Scusate, il Vinitaly sempre nel mese di giugno, l'abbiamo spostato da aprile a giugno. È una città che non si può permettere di non rifare il Vinitaly, di fare in misura ridotta la stagione estiva, cioè della lirica, è impensabile. Attenzione e responsabilità è un appello rivolto anche ai cittadini, Sindaco. L'ultimissima domanda è legata proprio a questo. Nel primo fine settimana in zona gialla lei ha dovuto ripristinare quel senso unico alternato, perlomeno nella via principale del comune, ha di nuovo rinnovato un'ordinanza per evitare assembramenti, cioè è importante che vi sia la collaborazione dei cittadini. Ma è quello che dicevo prima, perché a me non è che in questo contesto, cioè non è la mia preoccupazione non è che ci sia tanta gente, perché è legittimo che nel fine settimana ci si muova, si frequenti i negozi. Noi ci siamo attrezzati, perché ormai è rodata, se c'è tanta gente in giro per la città, il senso unico pedonale, i controlli, cioè l'importante è che poi però se vai a berti un aperitivo non stai in piedi con la mascherina giù fumando la sigaretta in 10-15 persone, perché lì è lì la disattenzione, no? Cioè, finché le persone mantengono le mascherine, si muovono, i nostri negozianti sono bravissimi, quindi ci sono gli ingressi contingentati, c'è il gel, ti lavi le mani, viene sanificato tutto, cioè tutto viene fatto in sicurezza, però ci sono dei momenti in cui quella sicurezza
viene meno perché cala l'attenzione e lì è la fregatura. E non possiamo permetterci fregature per i prossimi mesi. Allora, questo che dico, io mi attrezzo, noi ci attrezziamo con le ordinanze, con i controlli, con i sensi unici, per fare in modo di gestire anche tante persone, però poi le persone dal loro punto di vista devono darci una mano ad essere attenti, quindi a far tutto, perché si può venire in città, si può andare nei negozi, si può andare a pranzo, si può andare a bar, si può fare tutto, bisogna farlo con attenzione però. Grazie Sindaco, grazie davvero, buon lavoro e speriamo di rivederci in una situazione davvero di ripartenza vera e propria anche per la città di Verona. Grazie al Sindaco di Verona Federico Sboarina, a presto e buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata e buon lavoro a voi. Noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta, vi ricordo alle 12.30 il punto stampa del Presidente Zaia con tutti gli aggiornamenti a partire dai dati sull'epidemia in Veneto e allora vado subito adesso a salutare il dottor Giovanni Turiano, direttore della cardiologia dell'USL 4 Veneto Orientale. Buongiorno e benvenuto dottore. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Grazie per essere con noi. Allora dottore, la settimana scorsa ci sono state delle giornate, le cosiddette giornate delle cardiologie aperte che ormai da 20 anni si rinnovano proprio per sensibilizzare sull'importanza della prevenzione per le malattie cardiovascolari. Il Covid ha condizionato anche questa giornata. In che modo si è svolta rispetto alle precedenti edizioni? Sì, appunto, come ha detto lei, questo ormai è un appuntamento ben consolidato ed è promosso da una ONLUS, la Fondazione per il Tuo Cuore, della nostra Associazione di Cardiologi Ospedalieri Italiani e che ha come scopo per l'appunto quello di promuovere nella popolazione italiana le tematiche riguardo le prevenzioni in ambito cardiovascolare. La prevenzione in ambito cardiovascolare è molto importante nella nostra realtà, in quanto ricordo che a tutt'oggi in Italia, come in tutti i paesi del mondo occidentale, le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di morte. Circa 230.000 persone ogni anno purtroppo in Italia decedono per una malattia cardiovascolare e tra queste per l'appunto l'infarto miocardico è la causa principale. Ecco, lo scopo di questa iniziativa è quello di sensibilizzare le persone a un adeguato stile di vita cardiovascolare, onde ridurre quanto più possibile il rischio di incorrere in un evento che può essere drammatico e fatale come l'infarto miocardico. Normalmente in epoca non Covid noi proprio ci aprivamo alla popolazione, si consentiva di entrare nei nostri reparti, vedere come lavoriamo, quali sono le tecnologie che utilizziamo, per esempio nella terapia dell'infarto, quella principale, l'angioplastica primaria, e ma purtroppo la realtà pandemica ha pesantemente condizionato questa iniziativa, quindi per ovvi motivi non è stato possibile aprire come negli anni precedenti gli ospedali alla popolazione e quindi la nostra società di cardiologi ospedalieri si è ingegnata utilizzando una metodica molto semplice. È stato istituito un numero verde a disposizione della popolazione, la quale poi a seconda del luogo dove risiedono ha avuto modo di interagire con noi cardiologi ospedalieri ponendoci delle problematiche per via telefonica per quanto riguarda la prevenzione in ambito cardiovascolare. È stata comunque alta l'adesione, com'è andata per la vostra ULSS visto questa nuova modalità? Ma diciamo che è andata abbastanza bene, cioè c'è stata una buona risposta da parte della popolazione. Certo, diciamo, quello a cui noi eravamo abituati non si è verificato perché, per esempio, era anche un utile incontro proprio per promuovere sugli aspetti fondamentali, quali il controllo della pressione, della glicemia, del colesterolo, per cui noi in queste occasioni provvediamo anche ad eseguire appunto all'interno del nostro ospedale con il nostro personale infermieristico questi controlli rutinari come quello della misurazione della pressione, uno stick glicemico, abbiamo la possibilità anche di controllare il colesterolo proprio per far capire alle persone quali sono gli aspetti principali che devono tenere in considerazione per ridurre il rischio di incorrere in un evento infartuale. In buona sostanza cosa deve fare una persona? Sono delle regole molto semplici, bisogna evitare assolutamente di fumare, bisogna avere un'alimentazione equilibrata, povera di grassi,
povere di zuccheri, bisogna non aumentare il proprio peso corporeo e a questo proposito anche noi cerchiamo di incentivare quanto più possibile un'attività motoria di tipo aerobico regolare, che non vuol dire fare chiaramente la maratona, ma può essere semplicemente fare delle belle camminate 40 minuti, un'ora al giorno per 3-4 volte a settimana. Ecco, chiaramente tutto questo, ripeto, non è stato possibile farlo in presenza, come si suol dire, però ecco, abbiamo utilizzato questo surrogato che è la comunicazione telefonica e abbiamo avuto una risposta più che soddisfacente. Dottore, durante questi mesi di pandemia, ormai 12 mesi di pandemia, abbiamo visto come spesso siano stati lanciati degli allarmi dagli specialisti sul ritardo nelle diagnosi legate non tanto ad un'interruzione del servizio che per le emergenze insomma, è sempre andato avanti anche nella prima ondata, ma proprio per un timore da parte dei pazienti di andare in ospedale per il timore del contagio. Avete registrato anche voi un ritardo da questo punto di vista nelle diagnosi e quindi magari anche patologie che si sono aggravate proprio per questa mancanza di prevenzione? Ecco, lei ha puntato proprio il dito su una questione che secondo me è estremamente importante. È chiaro che in questo periodo tutta l'attenzione è, come giusto che sia, focalizzata sulla problematica relativa al Covid. Purtuttavia, questa situazione di pandemia così diffusa cosa ha fatto? Ha distolto l'attenzione da problematiche come per l'appunto quella cardiovascolare, ma soprattutto si è verificato un evento molto importante che ha avuto delle gravi ripercussioni, per cui le persone spaventate da un eventuale accesso in ospedale in occasione di determinati sintomi hanno omesso di venire in ospedale o hanno ritardato l'accesso. E noi questo come cardiologi abbiamo avuto modo proprio di toccarlo con mano, in quanto sono stati effettuati vari studi, a uno dei quali ho partecipato anch'io con il mio gruppo in associazione con la scuola di cardiologia dell'Università di Padova, in cui abbiamo dimostrato come nella fase del primo lockdown c'è stato un sensibile calo degli accessi per infarto miocardico acuto nelle strutture delle cardiologie ospedaliere venete. Questo è un dato che è comune non solo al Veneto ma a tutta l'Italia e anche al mondo occidentale. E la spiegazione è, come ha detto lei, il timore di venire in ospedale. Questo però cosa ha comportato? Che ovviamente le persone non venendo in ospedale, non ricevendo le cure adeguate o venendo tardi, hanno avuto un notevole incremento dei dati di mortalità per l'infarto miocardico acuto. Ed è proprio per questo che a maggior ragione in questa fase noi dobbiamo puntare la nostra attenzione sulla prevenzione, cioè cercare quanto più possibile di evitare che le persone giungano a una condizione quale quella dell'infarto miocardico. Diciamo che la telemedicina, un po' quello che avete adesso sperimentato per questa giornata delle cardiologie aperte, potrebbe essere in questa fase ancora delicata uno strumento per essere più vicini al paziente? Esatto, è proprio così, cioè nel senso che di fronte alle difficoltà ovviamente noi medici ci siamo ingegnati, questo non è solo una peculiarità dei cardiologi ma un po' di tutti gli specialisti, quali in questa fase hanno cercato di vedere quali possono essere quei sistemi alternativi per valutare i pazienti a distanza. Perché questa pandemia, pur essendo stata una disgrazia, però ci sta insegnando tante cose, ci sta insegnando come è importante investire sul territorio, sul campo della prevenzione. E apro una piccola parentesi, in questo caso anche la nostra regione si è sempre distinta, infatti l'attenzione che c'è in Veneto, contrariamente ad altre regioni limitrofe, a quella che è la cura del territorio, è stato a mio giudizio uno dei fattori determinanti che ha consentito, nonostante ci sia stato un numero molto ampio di pazienti affetti da Covid, di gestirli in maniera direi encomiabile. Ecco, quindi da una parte abbiamo avuto una situazione drammatica, dall'altra ci si sta ingegnando, utilizzando dei sistemi che ormai sono, grazie a Dio, disponibili da anni. Quello che stiamo facendo anche adesso via lei, cioè la comunicazione via web, è quello che noi possiamo fare anche con i nostri pazienti. Quindi adesso l'attenzione sarà da proseguire anche un domani, una volta che sarà risolta questa fase di pandemia, dei controlli domiciliari proprio nell'ottica di evitare quanto più possibile l'accesso in ospedale, che a mio giudizio deve essere riservato solo ai casi urgenti che hanno necessità di cure ospedaliere indifferibili, e quanto più possibile invece gestire, ovviamente questo è molto importante, con anche la collaborazione
formazione dei medici di medicina generale, che sono fondamentali in una politica sanitaria di questo genere, in quanto sono quelli che poi hanno direttamente in carico i nostri pazienti. Per esempio, noi a questo proposito stiamo sviluppando in fase ancora di definizione, ma un programma per far sì che proprio per l'ambito della prevenzione sia possibile consentire ai nostri malati o ai medici di medicina generale connettersi con noi, onde magari discutere sempre per via telematica, magari via mail, anche alcuni dettagli sull'adeguamento della terapia, per esempio per ipertensione, per il colesterolo. Ecco. Quindi ci si sta muovendo, ovviamente il futuro è quello, è ben segnato, e quindi dovremo proseguire anche una volta che sarà conclusa questa situazione e sviluppare sempre di più quello che la tecnologia ci può consentire di utilizzare. Prevenzione resta insomma la parola d'ordine ed è fondamentale non sottovalutare nessun campanello d'allarme e sfruttare queste tecnologie anche in questa fase così delicata. Io la ringrazio davvero tantissimo, dottor Turiano, per il suo intervento. Naturalmente le auguro buon lavoro, speriamo di rivederci presto per ulteriori novità che riguardano la cardiologia dell'ULSS 4. Grazie davvero al dottor Giovanni Turiano, direttore della cardiologia dell'ULSS 4 Veneto Orientale. Buon lavoro, a presto. Grazie. Buon lavoro anche a voi. Grazie. Questo dunque insomma anche il focus e dunque l'attenzione che deve essere rivolta nella prevenzione delle malattie cardiovascolari. Avete sentito come la mancata prevenzione abbia alle volte causato anche degli esiti molto gravi, fino al decesso del paziente, perché proprio si è ritardato l'accesso all'ospedale per timore del contagio. Da questo punto di vista la tecnologia verrà incontro ai medici da una parte e ai pazienti dall'altra. Stiamo aspettando, vedo inquadrata la sala stampa dell'unità di crisi della Protezione Civile a Marghera, dove è atteso tra pochissimi minuti il presidente Zaia per tutti gli aggiornamenti. Allora io invece vi do un aggiornamento sul fronte della cronaca, con un incidente che si è verificato questa mattina intorno alle 6:50 lungo la Romea a Campagna Lupia, coinvolti 5 mezzi leggeri, 6 le persone ferite, questo è il bilancio. I pompieri arrivati da Mira e Mestre hanno messo in sicurezza i mezzi utilizzando delle cesoie, divaricatori e martinetti idraulici ed estratto da un furgoncino trasporto persone e dalle auto 3 persone rimaste incastrate. Tutti i feriti sono stati assistiti dal personale sanitario del SUEM e trasferiti in ospedale. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso. Durante le operazioni di soccorso il traffico è rimasto bloccato. Le operazioni sono terminate intorno alle 8. Con la cronaca ci spostiamo invece nel Padovano, dove è stata scoperta a Casalserugo dagli agenti della polizia locale dei Prati Arcati una discarica abusiva a ridosso di una pista ciclopedonale, denunciati i titolari di un'impresa e 3 muratori. 6 viaggi con uno sversamento di rifiuti speciali di 8 quintali ciascuno da dicembre inizio febbraio, tutto registrato dalle telecamere di videosorveglianza. Scoperta a Casalserugo una discarica abusiva grazie a un'indagine condotta dagli agenti della polizia locale dell'Unione Prati Arcati guidata dal comandante Daniele De Sanctis. Da fine anno sulle tracce di chi, approfittando del fine settimana, continuava a portare materiale edile di scarto in quest'area nella zona artigianale di Casalserugo a ridosso della pista ciclopedonale. Diverse le segnalazioni ricevute dai cittadini che hanno inviato varie foto. Grazie all'incrocio dei dati delle telecamere di videosorveglianza del territorio e al posizionamento di vere e proprie fototrappole, gli agenti hanno individuato i responsabili, una piccola azienda edile della provincia di Padova. Per i 2 titolari dell'impresa e 3 dipendenti è scattata la denuncia per smaltimento illecito di rifiuti e creazione di discarica abusiva. Su mandato dell'autorità giudiziaria, tutta l'area, circa 1 ettaro di terreno, è stata sottoposta a sequestro. Duro il commento del sindaco di Casalserugo, Matteo Cecchinato. Questo è un atto che violenta il nostro territorio. Non solo è un reato contro l'ambiente, ma contro la salute dei nostri cittadini. Dobbiamo prevenire questi comportamenti attraverso una sorveglianza sul nostro territorio, ma formando anche una cultura ambientale rivolta ai giovani. E soprattutto è necessario pena certa e pesante contro i responsabili, perché questi comportamenti non ci devono più essere. Andiamo a Marghera, è arrivato il presidente Zaia.
più è domani, ma non sicuro ne possiamo fare domani. Noi abbiamo un conterraneo, il signor Albino Bianchi, che domani fa 107 anni, di Verona, quindi ci teneva che lo ricordassimo e facciamo i preauguri, ecco, facciamo così. Il signor Albino Bianchi di Verona, 107 anni, bella età. Allora, partiamo subito col bollettino. Test rapidi 2.987.336, test molecolari, quindi tamponi molecolari 3.941.416. Nelle ultime 24 ore i positivi sono stati 657, che corrispondono, rapportati a 27.341 tamponi fatti, al 2,40% di incidenza. Vuol dire che se abbiamo una piazza con 1000 persone, 2 persone,40, brutto da dire, meno di 3 persone hanno una potenziale positività. Il numero dei positivi dal 21 febbraio, domenica è l'anniversario peraltro, 324.545, che sono stati ovviamente ritrovati da oltre 6 milioni di tamponi, anzi 7 milioni di tamponi. Positivi ad oggi calano ancora, sono calati di altri 3.000, 21.487. I ricoverati totali in questo momento sono 1.374, quindi più di 2.000 letti in meno rispetto alla punta del 31 dicembre. In particolare questi 1.374 sono così distribuiti: 1.241 in area non critica, quindi meno 49, e 133 meno 2 in area di critica terapie intensive. Se vi interessa, nelle terapie intensive ci sono esattamente 98 positivi dei 133 e nell'area non critica di positivi ce ne sono 7,90 su 1.247. Le persone decedute purtroppo sono più 32 e il totale dei dimessi sono 15.000, quindi persone dimesse e guarite, 15.582. E mi fermerei un attimo, una piccola considerazione su questo. Allora, questi sono i positivi delle ultime ore, no? Vuol dire che se qualcuno ha incrociato uno di questi positivi, ha avuto un contatto stretto, non aveva la mascherina, non si è lavato le mani e non ha rispettato le regole basilari, probabilmente si è infettato. Questo per dire cosa? Che finché avremo questa tabella, che è la più importante di ogni giorno, con dei numeri che ci confermano che ci sono dei positivi, significa che il virus non se n'è andato. Guardate, la situazione nazionale non è per nulla rosea. Io sono molto preoccupato dell'evoluzione della situazione nazionale. Ho sentito l'Umbria che vive una situazione di difficoltà e va tutta la nostra vicinanza ai colleghi dell'Umbria. Ho sentito l'Abruzzo che ormai è arrivato al limite delle terapie intensive, ma al limite vuol dire qualche giorno. Vedo i dati anche di altre regioni. Mi diceva stamattina l'assessore Coletto che oltre il 70% dei positivi hanno variante brasiliana. Hanno dovuto richiudere tutte le scuole, asili nido compresi, quindi 0-18 come si possono definire, dalla scuola diciamo dell'infanzia fino alla scuola media secondaria superiore, alle superiori per capirci, no? Cioè voi capite che questa non è una situazione sulla quale possiamo dormire tranquilli. Probabilmente per noi è pesato l'aver fatto tanto contact tracing, molto probabilmente, e lo sottolineo questo molto probabilmente, è un superlativo assoluto, e il fatto rappresentato anche dal fatto che noi non abbiamo aperto le scuole. Il mese che abbiamo avuto di vantaggio
perché le altre comunità si ritrovano questa difficoltà. Allora, davanti a tutto questo voglio dirvi che ne ho parlato anche stamattina col collega Bonaccini, noi dovremmo assolutamente fare una prima riunione tra presidenti di regione nelle prossime ore. E penso che sia fondamentale poi prepararsi, perché voglio ricordare che scade il DPCM il 5 marzo. E il 5 marzo dopodomani, se ci togliete i festivi, i prefestivi e un po' di fuffa attorno, non è che ci restano tanti giorni di operatività piena. Quindi immagino che questo fine settimana sia un fine settimana importante per le prime riunioni. Dopodiché cercheremo di capire. Guardate, se poi guardiamo l'Europa, io so che voi le sapete meglio di me ste robe, ma ne approfitto anche per dirlo in diretta ai cittadini. Vorrei ricordare che la Germania è in lockdown dal 16 di dicembre e forse se lo sfanga verso i primi di marzo. Cioè, lockdown non vuol dire zona rossa, perché noi ormai ce lo siamo dimenticati il lockdown. Lockdown vuol dire tutto chiuso. La zona rossa sono le attività produttive aperte, sono che tu puoi andare fuori dai confini comunali per valide motivazioni di lavoro piuttosto che di salute o di necessità, insomma è un'altra roba. La Germania ha già fatto, forse è il suo secondo grande lockdown, la Francia è il secondo grande lockdown, la Gran Bretagna è il terzo lockdown. Quindi in un contesto come questo non vorrei che qualcuno pensasse che il Veneto possa restare all'infinito un'isola felice. Quindi veramente la mia preghiera, nell'attesa di vedere quali saranno le decisioni, senza creare allarmismi, è veramente di essere prudenti. Perché 6,57 possono essere semplicemente gli unici 6,57 che esistevano, che li abbiamo trovati, li isoliamo e finisce lì, ma possono essere l'inizio di una nuova curva. Non sono tanti, diciamocelo fino in fondo, 2,40 non è un'incidenza che ti fa venire l'ansia, il coccolone, però sono comunque 657 potenziali grandi diffusori, senza tutti quelli che non si trovano, perché vorrei ricordarvi che questi sono l'esito di 26.000 tamponi, ma non abbiamo fatto 5 milioni di tamponi. Quindi il rapporto qual è? 2,40, ragionando vuoto per pieno, vuol dire che su 5 milioni 2,40 quanto fa? Evito di fare il conto, che dopo mi fate sempre. Allora, se il 10% è 500.000, se l'1% sono 50.000, 2,40 vuol dire che potrebbero esserci potenzialmente almeno 100.000 positivi che girano per il Veneto. Il conto l'abbiamo fatto velocemente, più di 100.000 positivi. Quindi evitiamo di incontrarli, o meglio, non possiamo sapere se li incontriamo. Teniamo le distanze, evitiamo gli assembramenti e osserviamo le regole. Guardate, io spero vivamente che si possa venirne fuori. Lo faremo ovviamente in rapporto anche al fatto che bisogna vedere quale sarà lo sforzo vaccinale, perché i vaccini sono una condizione sine qua non per affrontare questa partita. Capite che per noi la vaccinazione significa tornare, diciamo, fra virgolette, a una libertà. Allora qualcuno si meraviglia che quando noi parliamo di vaccini, vorrei ricordarvi che ci sono già delle comunità che possono tranquillamente dichiararsi covid free, penso allo Stato di Israele, tanto per dire, no? La Gran Bretagna che ha già vaccinato 15 milioni di cittadini, o altre comunità che stanno vaccinando, pensiamo agli Stati Uniti. Biden, ve lo ripeto, al suo insediamento ha detto 1 milione di vaccini al giorno, 100 milioni in 100 giorni. Sapete, queste sono le grandi sfide. E chi avrà per primo, raggiungerà per primo il traguardo, avrà più mercato a sua disposizione. Brutto da dire, ma funziona così. Soprattutto in un Veneto, ve lo ricordo, perché qualcuno si chiede, magari distante da queste terre, si chiede perché ci preoccupiamo tanto. Intanto perché fare gli amministratori significa preoccuparsi dei propri cittadini. Noi non facciamo la vita delle tartine. E poi perché quando tu hai la prima industria in Veneto, che è il turismo, e sai che il 66% dei turisti sono stranieri, capisci da solo che o gli garantisci il covid free oppure il tuo come potenziale cliente internazionale qualche perplessità o qualche problema lo può avere. Non vi parlo delle imprese che da noi sono sostanzialmente tutte internazionalizzate, o di prima mano o di seconda mano, tutte dipendono da mercati internazionali. Questa è una regione sulla quale appunto va ricordato si contano 160 miliardi di PIL all'anno. Qualcuno dice ma è scandaloso sentire parlare di miliardi, di ste robe, ma sentite, servono per mangiare, per vivere.
per aprire le scuole, per dare i trasporti, per curare i cittadini. Cioè non vorrei che qualcuno avesse disconnesso la sua mente e pensasse che il denaro sia avulso dalla nostra vita. Cioè il valore che i nostri lavoratori e i nostri imprenditori creano, i nostri cittadini creano, è un valore che si traduce in sanità, istruzione, cultura, ambiente, territorio, tutto quello che vedete. Non solo a livello locale ma anche nazionale, perché il Veneto è anche un contribuente netto, lascia 15 miliardi all'anno a Roma. Sui vaccini io non ho grandi novità. Nel senso che, come forse ci raggiunge il dottor Flor, che oggi è andato dai NAS, aveva l'appuntamento con i NAS e quindi è andato dai NAS. Se ci raggiunge poi vi darà lui aggiornamenti rispetto al coso. Come sapete, lo ripeto per l'ennesima volta, io non ho avuto nessuna interlocuzione con i potenziali intermediari o proponenti, definiamoli così. Non ho mai voluto neanche vedere la corrispondenza, lo potete chiedere al dottor Flor, anzi era presente anche l'assessore Lanzarigo, ha sempre detto questa roba della struttura è giusto che la segua la struttura, abbiamo totale fiducia nel dottor Flor, abbiamo sempre detto legalità come abbiamo sempre detto a voi, no? Dopodiché noi facciamo il nostro dovere, perché se uno suona il campanello, cos'è che si dice? Chi è? Noi abbiamo fatto la stessa roba. Al punto tale che in tempi non sospetti, senza dirlo a nessuno, avevamo scritto ad AIFA. Il 3 di febbraio noi abbiamo scritto ad AIFA. Abbiamo detto guarda che c'è sta roba, chiediamo un'autorizzazione a vedere se si può. Non abbiamo negoziato prezzi, anzi il dottor Flor mi ha detto non ha fatto nessuna negoziazione, non ha fatto nulla di nulla perché siamo in attesa di autorizzazioni. Abbiamo sempre detto che tutti capiscano bene che noi non siamo nelle condizioni di sapere se è buono o meno, per cui abbiamo sempre detto che ci vuole un ente terzo che valuti se poi le eventuali proposte di fornitura sono valide, tanto è vero che abbiamo interpellato AIFA dopo 10 giorni ci ha dirottato dal commissario e il commissario correttamente ha detto bisogna farsi dare al dottor Floro ovviamente l'ha detto, bisogna che si faccia dare i numeri dei lotti. Il dottor Floro li ha chiesti, punto. Dopodiché sentite, vi svelo un piccolo segreto di Pulcinella. Ho chiesto io al dottor Flor di scrivere ai NAS il 12 febbraio, quindi c'è anche corrispondenza che abbiamo anche avvisato i NAS. Nel senso che abbiamo avvisato i NAS il dottor Flor ha scritto ai NAS e ha scritto, vi informo che abbiamo scritto ad AIFA perché c'è sta roba, punto. Nell'ottica della leale collaborazione fra le istituzioni. Peraltro posso anche aggiungere una cosa, mi permetto di dire una cosa che dovrei dire in punta di piedi e ho il massimo rispetto per il lavoro della magistratura. Ben venga l'operazione che fa Perugia, perché finalmente farà chiarezza e ci metterà nelle condizioni di capire, visto che qualcun altro non l'ha voluto fare, di capire se siamo davanti a un popolo di milantatori o peggio ancora di truffatori o peggio ancora di persone che non hanno ben capito cosa stanno facendo, oppure se tra i tanti ci sono anche coloro che magari effettivamente qualche cosa di buono, di vaccino ce l'hanno, ma questo non ve lo sappiamo dire noi. Quindi io auspico che questa verifica fatta tramite i NAS sia profonda e sia anche incisiva, perché una volta per tutte si finisce di sentire i discorsi da stadio, sapete quelli che sentite su in tribuna, no? Guardate, noi siamo a bordo campo, abbiamo la responsabilità e vi ho dato i due scenari. Se ti offrono qualcosa hai l'obbligo di verificare se è vero o no, perché sapete io le ho viste alcune attività fatte post prima fase, anche voi se fate mente locale le avete viste. Avete visto quando intervistavano qualcuno e diceva ma io ho offerto le mascherine e nessuno mi ha dato retta, io ce le avevo le mascherine, cioè si capovolgeva la situazione. Da un lato c'era chi era accusato di averle comprate in maniera roccambolesca, dall'altro chi diceva di averle offerte e di non aver avuto nessuno che rispondeva. Allora, mai accadrà che qualcuno dirà in giro che la Regione del Veneto non ha risposto alla chiamata sui vaccini. Dopodiché sono vaccini o acqua distillata. Queste frasi vi ricordo, lo ricordo soprattutto a quelli collegati che magari si collegano solo oggi e pensano di aver scoperto l'acqua calda. Ve le ho dette fin dal primo giorno, quante volte vi ho detto? Se è acqua distillata o sono vaccini, ce lo dirà chi è preposto a dirselo, di certo non noi.
come è pur vero che stiamo davanti a un farmaco e prima di andare a acquistare un farmaco bisogna avere la certezza matematica che sia tale, perché comunque viene inoculato ai cittadini per la loro salute. Punto, tutto qua. Io non ho altro da aggiungere, non fatemi altre domande sui vaccini, perché non potrei aggiungere altro, perché se arriva il dottor Flor vi dà aggiornamenti, non so, onestamente non so neanche se ha avuto risposta sui lotti, vi dico anche questo, per cui non so, perché l'ho visto di sfuggita stamattina, mi diceva che aveva l'appuntamento, anzi ce l'aveva già detto ieri, che aveva l'appuntamento con i NAS che di riferimento sono su Treviso, e quindi non so, è che ce li avevano forse un po' tardi, 10:30, 11, però mi ha detto che forse contava di riuscire ad arrivare per mezzogiorno e mezzo. Prego, avete domande? Faccio io l'ordine secondo le mani. È stata la prima. Prego. Buongiorno. Buongiorno. Capisco che dobbiamo aspettare il dottor Flor per qualche dettaglio in più, ma non abbiamo idea quindi se abbia avuto risposta o meno sul numero dei lotti, stava dicendo? No, non lo so Martina, non lo so. E la lettera invece che lei ha chiesto di scrivere ai NAS il 12 febbraio era una comunicazione? Dettagliamo un po' meglio? No, noi ho detto avvisare i NAS che a me sembra fondamentale, che era stata inoltrata una lettera ad AIFA per questo motivo, in modo tale che avessero contezza di quello che stava succedendo. E l'incontro di oggi invece, che ha questo legame, parte appunto da Perugia? Guardate, io non lo so, immagino che sia legato al fatto di Perugia e al fatto che oggi si incontri con i NAS a Treviso e porterà le carte, porterà i nomi di questi signori che io non conosco, cioè, ieri ho detto se mi torturassero perderei la vita perché non so neanche i nomi di sta gente qua. Quindi il dottor Flor non le ha comunicato se i nomi da cui parte l'inchiesta di Perugia sono gli stessi che si sono fatti vivi anche qui? No, ma penso che non lo sappia neanche, non so neanche quale sia. Mi sembra di aver capito che da Perugia partiva in virtù di una segnalazione su un nome, ma non so neanche se fa parte dei nomi che hanno contattato. Che abbiamo ricevuto noi. Vabbè, speriamo di... Guardate che il meccanismo delle segnalazioni è stato molto semplice. La stragrande maggioranza chiamava direttamente in segreteria, cioè non è che abbiamo fatto tutte queste fatiche. Cioè, ve lo posso anche dire, vi ho fatto un esempio che è proprio tutto veneto, di un genitore che chiama e dice: mia figlia lavora presso questa Big Pharma negli Stati Uniti, forse c'è la possibilità di avere un contatto diretto per avere vaccini. Preso l'indirizzo, girato al dottor Flor, il dottor Flor il giorno dopo ci ha detto: guardate, l'ho contattata, ho parlato con i responsabili e hanno detto di no, basta, chiuso. Cioè questi sono i contatti che ha avuto. Le chiedo un'ultima cosa. Prego. Di fronte a settimane intere in cui questa iniziativa del Veneto e anche di altre regioni è stata anche aspramente criticata, questione morale, li sottraiamo a qualcun altro, è una situazione opaca, lei sta pensando di dire: fin qui ci ho provato ma mi fermo? Adesso no, guardate, noi abbiamo fatto il nostro dovere e penso che sia fondamentale fare il proprio dovere, cioè male non fare, paura non avere. Cioè non siamo andati a rubare, non siamo andati al mercato nero, non siamo andati a mercanteggiare, non abbiamo fatto nulla di tutto questo. Abbiamo raccolto delle istanze, abbiamo avvisato le autorità che le istanze venivano lavorate e abbiamo chiesto la validazione. Punto. Cioè cosa dovevamo fare? Mi chiedevo se adesso non avesse la tentazione. No, guardi, invece io sono molto ansioso di vedere l'esito di queste verifiche. Ma non perché, guardate, io non ho certezze che siano tutte brave persone o non lo siano, perché non li conosco, non so neanche i nomi. Però è giusto perché è una curiosità da cittadino, no? Come ripeto, anche ieri l'ho detto, avremmo evitato tutta sta roba se le 3 aziende autorizzate EMA avessero detto: guardate, fuori dal contratto europeo sono tutti delinquenti. Punto, era finita lì. Grazie. Scusa, tutti delinquenti, vendono prodotti che non sono nostri. Bastava questo, era finita. Però come facevamo noi a esimerci dal verificare? Impossibile. Potremmo essere accusati, perdonatemi, accusati fra virgolette perché non abbiamo commesso nessun reato, potremmo essere stati, come si dice, eticamente e moralmente accusati se avessimo fatto tutto in segreto e poi fosse arrivato qualcuno di voi e avesse detto: io ho scoperto che state trattando, ma non abbiamo fatto nulla di tutto questo. Cioè alla luce del sole, più alla luce del sole di venire qui da voi a raccontarvi tutti i giorni questa partita. Almeno lo si riconosca, no? Abbiamo sempre questa idea della politica che
cioè che c'è sempre sta roba, sta melassa, robe nascoste, cioè, facciamo tutto alla luce del sole. C'è una colpa anche questa, per carità, ecco. Metteteci in croce, cosa volete che vi dica? Salmaso, poi Andriolli, poi Parisi e Giacomuzzo. Buongiorno Presidente, buongiorno. Scusi se magari rischiamo di essere un po' monotoni in ripetitività del tema dell'argomento, però lei mi pare che ha capito benissimo i meccanismi della comunicazione e quindi sa che purtroppo su questa vicenda dei NAS l'interesse è assolutamente rilevante. Ecco, io mi permetto di che nessuno qui ha mai messo in discussione la buona fede e la trasparenza del Veneto, questo mi pare chiaro, lei è stato... No, qualcun altro direi, sì, non voi. No, noi no, dico, direi correttissimo nel raccontare fin dal primo minuto l'evoluzione delle tappe. Devo dire però che alla fine i dubbi e gli interrogativi sono estremamente pesanti. Ad esempio, ieri sera una trasmissione televisiva ha fatto vedere dei documenti ufficiali della Regione Veneto e quindi lasciando capire che un canale di trattativa è stato aperto in maniera direi formale, e quindi io le chiedo cosa ne pensa dell'operatore BR00 punto interrogativo che risulta registrato nell'elenco degli intermediari farmaceutici riconosciuti dal Ministero della Salute e che sostiene, almeno in questa trasmissione televisiva, di aver operato con sede in Belgio per nome e per conto della Regione Veneto, perché questi sono i documenti che sono stati mostrati. E poi c'è un altro personaggio che compare in questa trasmissione, tale avvocato Cavallaro, che è appunto Giuseppe Cavallaro, che si è qualificato come mediatore e legale rappresentante di un broker farmaceutico internazionale, quindi questo è spiegato nei dettagli. Primo, che c'era stata una trattativa con la Regione Lombardia per una fornitura di AstraZeneca e poi c'è stata una trattativa più o meno analoga con Pfizer. Ecco, quindi voglio dire, le informazioni girano in maniera direi diversa rispetto anche alla giusta cautela che lei ha avuto. Se ci può dare qualche elemento in più, non so se... Ma guarda, allora, prima roba, di questi signori, di questi fatti non so assolutamente nulla. Ma registratelo bene. No, appunto, non mi dicono nulla i nomi, non mi dicono nulla le procedure. Dopodiché, se il dottor Flor ad un'offerta di disponibilità ha risposto diteci cosa avete in mano e non so se sono queste le carte, il dottor Flor ha tutto messo da parte che consegnerà in NAS, ecco, vorrei ricordare, beneficio di tutti, che questa vicenda riguarda tutte le regioni che hanno... Sì. No, diciamolo perché siccome il Veneto fa sempre notizia, che non succeda come i FAS, che dopo sembrava che i FAS li aveva solo il Veneto. No. Ecco, ricordiamo che tutte le regioni che hanno dichiarato, cioè dall'Emilia Romagna piuttosto che il Piemonte o la Lombardia o chi... Per cui però io non vi so dire nulla, non mi dicono nulla i nomi, non li conosco neanche per altri motivi, non ho mai neanche sentiti questi nomi qua. No, è fuori discussione che l'avvocato Cavallaro non dica nulla, sarebbe interessante sapere chi rappresenta come broker farmaceutico. Perché... Non ho la più pallida idea, ma magari se ha avuto corrispondenza appunto con la nostra azienda zero, con gli uffici, magari non ha neanche detto chi rappresenta, ha semplicemente continuato a mandare mail, non ve lo so dire. No, è questo il punto, perché l'altra domanda che tutti si pongono è che... Fermo restando che potrebbe essere legittimo tutto quello che ha fatto questo signore. Ma nessuno dice di no, il problema mi pare evidente nel momento in cui questo si propone come soggetto economico autorizzato a trattare per nome e per conto di un broker farmaceutico internazionale, credo abbia titolo e nessuno l'ha bloccato. Cioè, qui adesso non so se ci saranno delle sorprese, la cosa che fa un po' discutere è che questo signore, mi pare con un capitale sociale di 1.000 euro, avesse tentato giustamente di opzionare, se questo è il termine, contratti farmaceutici per valori estremamente rilevanti, cioè stiamo parlando di centinaia. Ma lo dovete chiedere a questo signore perché no, e anche chi ha fatto la trasmissione. Pensavo che lei... La Regione Veneto non ha opzionato nulla, non ha scritto nulla, cioè, di cosa stiamo parlando? Cioè, non... è che... Flora è stato chiaro ieri, è venuto qui, tu non c'eri, ha dichiarato noi non abbiamo neanche iniziato le trattative perché non siamo autorizzati a farlo, punto. Ecco. E quindi voglio dire, il fatto che lei abbia informato preventivamente i NAS probabilmente può aver dato una svolta anche a queste inchieste. Ma non ve lo so dire, magari l'hanno fatto in autonomia perché penso che non ci sia solo l'evento Veneto, noi l'abbiamo fatto per correttezza dicendo guardate che abbiamo chiesto ad AIFA un'autorizzazione a importare il farmaco da fuori, sappiate che stiamo lavorando su sto fronte,
AIFA dopo non ci ha rimbalzati, per cui è fine. Ecco, al di là degli aspetti giudiziari. Però sai, perdonami, sì, magari anche un po' fuori dall'interesse oggettivo dell'articolo, cioè, diventa secondo me, come si può dire, diventa anche utile per noi cittadini capire se queste cose presentate con la ragione sociale, i 1.000 euro, cioè, sono poi vaccini o sono chiacchiere? Ma se sono vaccini, la domanda che faccio io, alla fine se arriviamo e accendiamo la luce e vediamo che sono vaccini, cosa si fa? Ma appunto, io non voglio dialoghi con lei ed essere... È il quesito che noi ci siamo posti, no? Allora, questo signore sostiene che appunto... Lo hanno intervistato? Certo, non so. Guardi, adesso io l'ho registrato per evitare, come dire, fiati, ma al di là di questo, se vorrei glielo giro poi, ma lo trova credo in tutti i siti. Cioè, nel momento in cui questo signore sostiene che per muoversi sul mercato secondario c'è bisogno di una lettera di incarico formale arrivato da una regione, perché lui dice i governi non possono trattare al di fuori di quello che ha stabilito l'Unione Europea, invece le regioni dal suo punto di vista hanno potestà giuridica. E l'ho detto anche la commissaria europea. Perfetto, benissimo, dice allora io devo avere la garanzia che la regione che mi affida l'incarico sia assolvibile, quindi serve una lettera internazionale, vogliono verificare se... Vabbè, ma questo è tutto post, non siamo arrivati neanche ai preliminari. Allora la domanda è questa, cioè questi 27 milioni di dosi da dove saltano fuori se Pfizer ha tagliato le forniture e tutto il mondo è come dire con l'acqua... Ha tagliato le forniture, a me risulta che Pfizer... L'Italia l'ha tagliata del 20%. E questo è il punto. No, scusa, a me risulta che Pfizer ha scritto all'Italia, ha detto ci sono forniture in più, siete interessati? Arcuri venerdì 12 ha risposto di sì. Allora appunto, allora vuol dire che Pfizer la racconta in maniera diversa. Ma io non so cosa racconta Pfizer, non mettetemi in bocca ste robe, ho semplicemente detto cosa è accaduto. Ma noi vogliamo capire... Ma a capire da me, andate a chiedere a Pfizer, cioè cosa so io di sta roba, non ho neanche mai visto il contratto europeo. No. Ma volete capire che partiamo da un problema, che non conosciamo il contratto europeo. Benissimo. Questo è il vero tema. Io resto ad un'ANSA, poi cedo la parola ai colleghi, ad un'ANSA pubblicata noi oggi e i giornali ieri di Pfizer che dice noi teniamo rapporti soltanto con i governi ufficiali. Bene, allora questo lascia intendere che molto probabilmente le dosi prodotte e negoziate con l'Unione Europea sono già tutte commercializzate, usando questo termine, e che il mercato non dispone di altre forniture. In realtà non è così, perché giustamente... Ma non sono io che so qual è la produzione di Pfizer, quali sono i contratti, se ci sono concessionari, se c'è gente licenziataria che può andare in giro, se c'è qualche fondo di investimento che al suo interno è riuscito a sottoscrivere delle opzioni per dei vaccini. Cioè stiamo parlando di multinazionali, che c'è una roba paurosa, cioè, cosa volete che... È come stessimo qui a parlare del futuro di McDonald's piuttosto che di Coca-Cola, cioè, facciamo fantasie, cioè, avete capito? Va bene. Ma anche nel rispetto di queste multinazionali non conosciamo neanche i contratti che hanno non con l'Europa, con il mondo. Scusatemi, è vero o non è vero che lo Stato di Israele si è approvvigionato con 30 milioni di dosi e ha vaccinato tutti gli israeliani? O no? Sì, Israele qualcuno gliele avrà vendute, no? Ha 9 milioni di abitanti. Cioè, noi a 4 milioni ci siamo arrivati in Italia, dico con grande difficoltà, vedevo oggi i dati. Sì, ma c'è chi ha avuto molto di più di noi, certo, in proporzione, quindi vuol dire che vaccini ce n'erano o no? Sì, questo l'ha ammesso anche l'Unione Europea di aver sbagliato le procedure, probabilmente di aver sottovalutato. Oppure sono stati più bravi gli altri, come sostengo io, a negoziare. Non faremo mica la colpa allo Stato di Israele perché poi è riuscito a procurarsi i vaccini, o gli Stati Uniti, o la Gran Bretagna. Chiediamoci perché noi ne abbiamo di meno. Forse ci diamo anche la risposta velocemente. E non possiamo neanche dare colpa a Pfizer o a Moderna o a chi altri perché noi abbiamo di meno vaccini. Qualcuno di voi conosce il contratto europeo? No, qualcuno... Andreolli. Sì, buongiorno Presidente. Buongiorno. Non so, sembra che alla fine vogliamo creare tutti quanti più confusione di quanto... Appunto. Però mi stupisce che dal suo punto di vista da Presidente della Regione Veneto non abbia anche la curiosità di andare a scrupuliare mettendo anche in chiaro alcune cose. Allora, è vero sulla la capacità delle regioni di potersi anche comprare i vaccini. Non è vietato, quindi non c'è nulla di moralmente brutto e addirittura giuridicamente possibile.
Però mi fa specie che lei a un certo punto sia curioso, ma fino a un certo punto non vada oltre. Allora, i contratti non sappiamo quali siano e come li abbiano firmati. C'è il sospetto che l'Europa qualcosa non abbia gestito bene prima e continui a non gestirlo ora. Certo. Perché a questo punto, se la situazione è questa, vuol dire che al di là c'è anche un mercato parallelo. Non lo so, immagino. No, sì, ma è questa la confusione che nasce anche nel cittadino che magari aspetta la sua dose e non sa quando gli arriverà. Allora è contento che la regione si dia da fare, ma vorrebbe che la storia fosse raccontata tutta, non aspettando l'inchiesta della procura e le indagini dei NAS. Quindi c'è anche in che senso? Che c'è anche un interesse della regione Veneto a capire come stanno le cose. Infatti abbiamo chiesto alle autorità nazionali di asseverare e di validare quello che scrivono questi signori o no? A chi lo dobbiamo chiedere? No, appunto, non so se non abbiamo chiesto l'intervento di AIFA, non abbiamo chiesto ad Arcuri, il dottor Arcuri ci ha chiesto fatevi dare i numeri di lotti, cosa dobbiamo fare? Prendere un investigatore privato e farlo girare per l'Europa? Cioè no. No, ma fa strano che AIFA per quanto gli compete deve fare la differenza tra un vaccino e l'acqua di rose e su questo posso capire. Arcuri molto più interessato a sapere se sono i lotti, perché poi deve verificare che non siano quelli promessi, pagati certo. dall'Europa per l'Italia e poi magari dirottati. Perché e che siano vaccini veri? Sì, e che siano vaccini veri. Allora, finché lo si fa con l'Africa a nessuno interessa. Quando si tratta di vaccini o di farmaci, quando si riguarda l'Europa siamo molto più attenti, però è un mercato, sembra che nasca la storia di un mercato parallelo dei vaccini, che fa inorridire in un periodo come questo. E nei cittadini, non me lo so dire. No, ma neanche noi lo sappiamo, stiamo raccontando. Non rientra nella nostra facoltà di riuscire a capirlo, c'è bisogno che siano gli inquirenti che facciano le verifiche, non noi. E ci siamo premurati perché le facciano, o no? Ma sapete che facciamo? Dopodiché io penso che si sta anche veloci. Ripeto, a monte bastava una dichiarazione di chi produce i vaccini e dice guardate, questi non sono vaccini, era finita. Cioè mettetevi anche nei nostri panni, cosa dobbiamo fare? Adesso espiare una colpa perché ci siamo preoccupati. No, un'ultima domanda, poi giuro che non parlo più. Siete riusciti in questa interlocuzione a capire l'eventuale fornitura di questi 27 milioni di dosi che secondo appunto gli intermediari ci sono sul mercato, in quali tempi potrebbero arrivare? Cioè, non ve lo so dire. Ecco, se sono vaccini che arrivano tra una settimana, perché se arrivano a maggio non ne so nulla. È evidente che ci sono sul mercato, perché da qui ad aprile le cose cambieranno in maniera decisamente considerevole. Ecco, questa era una curiosità per sapere se poteva essere una fornitura importantissima per l'Italia per superare questa fase di strozzatura iniziale o se invece giustamente le aziende collocando sul mercato prodotti con una strategia a lungo e a medio termine cercano di vendere lotti per periodi successivi, come rientra nei loro giusti programmi aziendali di pianificazione, insomma. Non ve lo so dire perché non so neanche se siano arrivati a formulare, diciamo, una simil proposta dettagliandola così, non lo so, ma è bene che io non lo sappia, no? Perché ci si lamenta sempre dei politici che si occupano di fatti amministrativi. Questo è un fatto amministrativo, se la vedono gli uffici, cosa volete che vada io a occuparmi delle trattative per la ragione? Ma non esiste. Guardate, io mi ricordo quando sono stati comprati i respiratori, anche lì era immorale andare a comprare respiratori, ma abbiamo salvato la vita delle persone. E questa è una situazione simile, no? Vi ricordate? Perché poi noi abbiamo una memoria abbastanza labile, no? Vi ricordate che era proibito comprare qualsiasi fornitura di mascherine e respiratori nella prima fase? Perché non ce lo ricordiamo più. Ma tu non potevi andare a comprare, dovevi aspettare la fornitura nazionale. Dopodiché arrivarono gli intermediari ad offrire e tutti un po' sono riusciti a comprare in maniera ufficiale con degli avvisi eccetera, perché è una situazione simile. Ovvio che oggi c'è di mezzo un farmaco e roba molto più seria. Se Andrioli ha terminato, Parisi? No, non ha terminato. Prego. Devo allargare un attimino, oggi è il giorno dei colori
Veneto Sì, è brava, giallo. grazie. Ecco, almeno così abbiamo qualcosa da raccontare di... Sì, guardate, sui colori noi abbiamo degli indicatori, come dicevo anche ieri, che ci fanno assolutamente pensare che saremmo in zona gialla. Abbiamo dei tassi di occupazione sia delle terapie intensive che dell'area non critica decisamente bassi rispetto ai due parametri che sono 40% per l'area non critica e 30% per le terapie intensive. Cioè, superato il tasso di occupazione al 30% delle terapie intensive, scatta il warning, no? Scatta l'allarme. Quindi noi abbiamo tutti i parametri bassi, abbiamo sul 10%, 10-12% per entrambi. Il rischio penso che sia basso in questa fase, perché sapete abbiamo un rischio basso, moderato, alto, quindi è da zona gialla. Ad oggi è da zona gialla, però sapete siamo ormai circondati. Siamo ormai circondati. Da scusa? Ah, ad Assisi. Avevo capito da Siri io. Ho detto, cosa dice? No, ma guardate, adesso io non so se ci sono anche altre zone arancioni. No, avevo capito Siri. Ho capito Assisi. Ma con la mascherina. No, dicevo, comunque considerate che abbiamo l'Alto Adige, Però Val d'Aosta in bianco, quindi... Sì, abbiamo l'Alto Adige che è una situazione pesante. Il ministro, che io ho sentito anche stamattina, comunque ha annunciato nei scorsi giorni che comunque qualche zona arancione ci sarà in più. I dati non sono sicuramente in calo a livello nazionale, questo è poco ma sicuro. Quindi Milva, per rispondere alla tua domanda, prudentemente possiamo dire che sarà zona gialla. L'ora del verdetto è il pomeriggio, no? Ma di solito sì, il pomeriggio, tardo pomeriggio. Ci sarà ISS, l'Istituto Superiore di Sanità, CTS, tutto il giro e via. Di solito sì. Siete più informati di noi. Andreoli, ok? Sì, un'ultima cosa. Prego. Ci tranquillizza nella fotografia regionale e poi ricorda sempre, allargando l'orizzonte, che in Italia non siamo messi benissimo, poi se guardiamo in Europa siamo anche messi peggio. Sì. Come riuscire a far capire ai cittadini che dipende sempre dai nostri comportamenti, per cui non mollare la presa vuol dire anche non muoversi, non assembramenti, non feste, e farlo capire soprattutto a chi dall'altra parte della barricata ci vive, perché è il suo mestiere, il suo lavoro. Ah, sai, cioè nel momento in cui noi abbiamo abbandonato una zona con restrizioni, penso l'arancione piuttosto che la rossa, la responsabilità da collettiva passa alla responsabilità soggettiva, no? Se tutti noi a quel punto non siamo più in zona rossa, non siamo più con restrizioni, dobbiamo cominciare a capire che dipende da ognuno di noi. È un fatto di senso civico, ma i veneti ormai la conoscono questa partita. Non possiamo dire che vediamo in giro gente senza mascherina, perché non è vero. La mascherina si porta, bisogna stare attenti agli assembramenti, puntare al distanziamento sociale, insomma fare le solite cose che si fanno sempre, che stiamo facendo da un anno ormai. Sì, però da fermi vuol dire anche far morire il turismo, cioè è la contraddizione stessa. Io non ho la bacchetta magica, se ce l'avessi avrei già risolto il problema del Covid. Il turismo, guardate, oggi perde 35.000 posti di lavoro, è la prima industria in Veneto con 18 miliardi di fatturato, e penso alla montagna, alla tragedia che sta vivendo. Pensate che abbiamo i mondiali di sci, è come se non ce li avessimo. Martedì c'era il carnevale, l'ultimo di carnevale, è come non ci fosse stato. Penso che abbiamo un evento mondiale a Cortina, è sicuramente rilanciato a livello internazionale, ma non lo stiamo vivendo come dovremmo viverlo. Io sono convinto che le Olimpiadi a questo punto, per fortuna che ce le abbiamo, perché pensate che sono da qui ai prossimi 5 anni avremo le Olimpiadi, quindi saranno veramente, io spero, la sublimazione e la definitiva chiusura di questa partita. Avremo la fortuna di avere un evento mondiale come le Olimpiadi, quando altri avranno la loro montagna, come si vede, sfiancata, e non sapranno come rilanciarla. Parisi. Ve le ricordate le polemiche sulle Olimpiadi quando... Ah, l'ho detto anche da non lo sapevo. Ma guardate, vi ricordate quando ho lanciato la candidatura di Cortina, che era stata una mia idea?
anche lì le polemiche, ma chissà che accordi ci sono, i delegati a livello internazionale, è poco etico andare a discutere, perché io poi vi ricordo che andai in Giappone e lì in consiglio regionale dissero Zaia è in Giappone invece di essere qui, per fortuna, a queste polemiche ormai noi siamo abituati. Parisi di nuovo. Buongiorno. Presidente. Senta, a proposito di colori, per quanto riguarda la questione che è uscita fuori nelle scorse ore dei weekend rossi, lei ne ha già parlato ieri dicendo che non ha avuto contezza di questo nell'interlocuzione con Roma, ma da ieri a oggi ha saputo qualcosa di più? No, posso solo dirvi che dalla mia esperienza, finché non si rinnoverà il DPCM, il modello non cambia. Può accadere che ci siano delle zone rosse locali, ma quelle dipendono da situazioni epidemiologiche, non da DPCM o regolamenti. Se scoppia un cluster importante in una zona di una regione, è ovvio che lì fai la perimetrazione, fai una zona rossa, ma questo è già nelle corde di chi amministra, che sa che deve farlo. Per cui, siccome ha fatto la Lombardia, hanno fatto altre realtà, ha fatto l'Umbria ad esempio, no? Ha fatto delle zone rosse. Presidente, domenica sarà 21 febbraio, un anno dalla pandemia, un anno da quando a Vo, con lo scoppiare appunto dei casi, è stata stravolta la nostra vita, un anno che ci ha mostrato come sono cambiate le cure, i nostri ospedali, la nostra economia stravolta, insomma tante famiglie che hanno perso tanti loro cari. Questo anno che cosa le ha lasciato, cosa le ha insegnato, anche in virtù di questa, diciamo così, intraprendenza del Veneto nel voler essere in prima linea per cercare di dare sollievo ai veneti? No, guarda, a me sembra che intanto l'intraprendenza sia gradita dai veneti, ma non ai non veneti, perché vedo che ogni roba che facciamo è un problema far tutto ormai qua in questo paese, nonostante ci sia come si può dire, un faro che è quello della legalità e del rispetto delle istituzioni. Considerate che per i vaccini, io ho detto al dottor Arcuri, guarda, se sono vaccini veri sappi che questa è una fornitura nazionale per quel che mi riguarda. Però al di là di questo, detto questo, io dico che non dimenticherò mai quest'anno, è un anno nel quale noi siamo stati privati della nostra libertà, è un anno che noi non abbiamo vissuto da liberi, è un anno che per molti di noi, o se quasi tutti noi, si è tradotto in un incubo. È un anno che se qualcuno avesse iniziato a prospettarselo un anno fa avremmo detto guarda rinchiudi questo perché c'è qualcosa che non funziona. Mai avremmo pensato di vedere un paese che si chiama Vo, un comune che si chiama Vo, il mio saluto a tutti i cittadini di Vo fra l'altro, perimetrato da un'ordinanza del Presidente della Regione con i militari che controllavano i varchi. Mai avremmo pensato di fare 7 milioni di tamponi. Mai avremmo pensato di avere 3.400 ricoverati in ospedale che vivevano la difficoltà di una persona che sta affogando. Voi avete una dimensione di cosa significa avere problemi respiratori. Mai avremmo pensato di dover programmare più del raddoppio delle terapie intensive di una regione che storicamente ha sempre avuto quelle. Mai avremmo pensato che il modello sanitario che abbiamo disegnato per certi versi ci ha salvato per la sua efficienza, ma per altri ci fa fare dei ragionamenti. Vi faccio un solo esempio. Avete notato che c'è stata una stagione nella quale l'ospedale è stato vissuto come un grande centro di happening commerciale, la parrucchiera, il bar, la libreria, che è una bella idea, no? Però abbiamo capito che negli ospedali ci devono entrare solo i malati. Mai andremo oggi a realizzare un ospedale con queste tutte divagazioni sul tema. Quindi torneremo probabilmente a quella corrente architettonica che è stata definita dal brutalismo, dove l'ospedale sarà un parallelepipedo molto efficiente, diciamo performante sotto il profilo delle cure, durerà magari di meno perché poi sapete gli ospedali si riempiono di batteri, si riempiono di patogeni e quindi dovranno necessariamente, c'è la sanificazione, fino a che punto possiamo pensare che si possa trascinare la vita di una struttura che ha comunque vissuto in mezzo a virus, a batteri o altro, e quindi verranno divorati e ricostruiti. E mai avremmo pensato di vivere
un evento storico che ha una frequenza inferiore a una grande guerra mondiale. Le pandemie si contano sulle dita di una mano, le pandemie mondiali. Mai avremmo pensato di passare le nostre giornate a parlare di morti, di terapie intensive e di ricoverati. Mai avremmo pensato di girare con la mascherina. Vi ricordate all'inizio che parlare di mascherina sembrava quasi un tabù? Addirittura fecero la polemica al collega Fontana perché fu il primo a mettersi la mascherina in un video. E allora venne fuori il tema del procurato allarme, l'allarmismo, è un sindrome simile influenzale. Insomma, guardate, quest'anno è stato duro, lo è stato per tutti noi cittadini. Noi ci sentiamo la responsabilità delle cure dei veneti, i cittadini si sentono la responsabilità del poter portare a casa la pagnotta alle proprie famiglie, gli imprenditori si sentono la responsabilità di poter pagare lo stipendio ai propri lavoratori, però è stata un'esperienza, tra tanta negatività ha avuto un aspetto, diciamo, bello, che è stato quello che abbiamo riscoperto una comunità. E guardate che il popolo veneto è venuto fuori tutto in questa vicenda, e penso che tante cose, tanti risultati non li raggiungevamo se non c'erano i veneti coalizzati contro questo virus. Dopodiché ne dobbiamo venire fuori velocemente, e per venire fuori guardate che bisogna vaccinare. Ricordatevi le mie parole, quando ho parlato di passaporto vaccinale mi hanno detto che non capivo niente, adesso è normale parlare di passaporto vaccinale. Quando parlavo di isolamento fiduciario dei bimbi che tornavano a scuola e venivano dalla Cina mi dicevano che ero razzista, adesso è normale avere 2000 bambini in isolamento e nessuno neanche chiede quanti sono. Credetemi che fra qualche mese qualcuno dirà loro sì e tu no, semplicemente perché alcune comunità saranno vaccinate e altre no. Perdiamo competitività oltre che libertà. Parisi? Sì, un'ultima domanda, scusi Presidente, che ci arriva da una telespettatrice di Treviso. Siamo ancora nella situazione in cui a molti familiari non è permesso andare a trovare le loro mamme, eccetera, in questo caso la mamma, in RSA, sì. L'assessore è esperto ormai di questi temi. C'è la mamma in questione che è una signora che ha quasi sui 100 anni ed è sordo. Innanzitutto è vaccinata? Ecco, esatto, e la figlia dice io mi faccio anche il tampone e voglio capire perché non mi permettono di andare a trovarla. No, stiamo proprio con la dottoressa Russo e con l'area sanità e sociale, la direzione sociale, stiamo predisponendo un protocollo nuovo per le strutture, perché è chiaro che adesso ci sono le strutture che sono vaccinate, la maggior parte insomma sono vaccinati ospiti e anche operatori, a parte quelli che sono ancora positivi e quindi devono essere vaccinati dopo. Comunque c'è una buona protezione oggi come numeri, allora abbiamo detto che bisogna assolutamente che ritorniamo con le dovute cautele, quindi tampone piuttosto che mascherina, distanziamento, insomma comunque tornare a riaprire le visite, quindi stiamo proprio cercando di buttare giù un nuovo protocollo e io mi auguro che nella settimana prossima riusciremo proprio per permettere la riapertura dove è possibile. È chiaro che se ci sono dei nuclei positivi dobbiamo essere più attenti, dobbiamo essere ancora attenti, però ecco, la volontà è quella di andare in questa direzione, con le cautele dovute, però è di andare in questa direzione. Grazie. Prego. A questo punto abbiamo Vanzan e Giacomuzzo e Moscati al termine, grazie. Presidente, solo una richiesta, siccome la questione dei vaccini sta tenendo banco in tutte le regioni, questa mattina il Presidente della Campania De Luca ha detto noi stiamo cercando di approvvigionarci di vaccini, il Presidente dell'AIFA... Non ha detto quali? No, ha detto genericamente vaccini e ha detto però senza tanta propaganda. Magari nella riunione che avrete nelle prossime ore le chiederà perché. Da noi non è propaganda, è trasparenza. Ecco, magari vi chiarite tra di voi nella prossima riunione. Mentre il presidente di AIFA, l'Agenzia del Farmaco, sostiene che le multinazionali, le big pharma come le chiama lei, hanno stabilimenti in tutto il mondo. Potrebbero esserci degli stabilimenti non validati dalle agenzie regolatorie e dice attenzione, magari i vaccini li fanno lì e bisogna verificare. Ma perdonami, e ne approfitto. Attenzione, sono loro che devono dire se vanno bene i vaccini o no, noi non sappiamo nulla.
Cioè, non è che tu vai, come si dice, vai dal medico e ti dice, prego? Appunto, ma cioè, non siamo noi che dobbiamo stabilire se va bene comprare o no, cioè, tant'è vero che abbiamo interpellato chi di dovere, cioè noi non facciamo mestiere, no? Quando compriamo le altre partite di farmaci, per capirci, ci vengono validate, non è che uno dice vabbè manda, vediamo, ci sono i lotti, la tracciabilità, c'è tutto e c'è l'autorizzazione AIFA per importarli. Adesso viene fuori che per sta roba qua ma qualcuno dovrà dire sì o no. Di certo non noi, l'abbiamo sempre detto fin dal primo giorno. Comunque queste erano due premesse per chiederle questo. Prima che finisca questa conferenza stampa, possiamo verificare se il dottor Floro è tornato? Prova a risentirlo. Grazie. Magari. Morto loro non era ancora televiso, ancora insomma noi siamo disposti ad attendere. Farà un comunicato, qualcosa. Maria, proviamo a mandare un messaggio adesso, sentire se è partito. Ma sì, guarda, è stato lui a dirmi, guarda, probabilmente ce la faccio arrivare e dillo ai giornalisti. Anche perché oggettivamente è molto più informato di noi. Bene, Giacomuzzo e Moscati. Buongiorno a tutti, buongiorno Presidente. Non ho capito un concetto, scusi, perdoni, le chiedo di ripetere. Perché la Regione ha sentito l'esigenza di scrivere ai NAS e informare i NAS il 12 di febbraio? Ma in via assolutamente di dare collaborazione tra le istituzioni. E siccome l'abbiamo fatto in tempi non sospetti, non spetta... È una prassi, non lo so. Ma no, lo facciamo 1,5 miliardi di volte, solo che oggi se parliamo di vaccini a tutti gli interessa dei vaccini. Potrei dirvi che quando si sono visti i sacchi nel video nella scarpata della Pedemontana, la prima roba che ho detto io all'ingegnere Pellegrini, guarda, fai subito una comunicazione ai NOE. Tanto è vero che sono usciti i NOE, ma non è che stiamo qui a dire ogni volta che facciamo una comunicazione. Tanto è vero che se non veniva fuori sto dibattito, magari nessuno anche si ricordava di dire guardate che il 12 febbraio è stata mandata una nota. La nota molto semplice, cioè dire guarda che abbiamo inoltrato sta richiesta d'AIFA, sappi che c'è. Cioè, perché ci rendevamo conto che il tema vaccini è un tema delicato. Quindi non c'è una prassi, non eravamo neanche obbligati a farlo, che sia chiaro questo. Lei diceva prima di aver avuto modo di sentire il suo ex assessore alla sanità, Coletto, che peraltro è in Umbria, da dove è partito tutto, da dove sta partendo la procura per indagare, ma anche per il peggio del peggio, come ci diceva, è una regione messa male. Quindi volevo chiederle, uno, se Coletto ha chiesto aiuto al Veneto in qualche modo, visto che sono malmessi, e la seconda cosa, se comunque avete avuto uno scambio proprio sulle indagini della procura. No, guarda, Coletto mi ha detto bene, guarda Luca, è scuola veneta, per cui anch'io non so niente, mi fa, nel senso che è un rapporto, diciamo, intercettato dal dirigente che ha fatto la segnalazione. Direttore generale. Sì. Che è Veneto. Sì, Madonna, è stato direttore dell'azienda ospedaliera di Padova. E ora Pavesi e Lombardia, quindi il Veneto diventa... Te la studiato bene sta domanda qua? No, è uno più uno fa due. No, te ha fatto una rincorsa. Questa volta facciamo 3. Bravissimo. Adesso tra un po' sarà colpa mia. Allora che sia chi... No, scusate, siccome questo paese vive solo di retropensieri e di cospirazioni, robe strane, si sappia che il dottor Pavesi, in totale autonomia, sentitelo, ha avuto questo contatto e a me è stata data comunicazione il giorno che poi avete avuto notizia tutti, che non venga fuori che c'è il Veneto che mette un piede in Lombardia, altre menate del genere, che ognuno è autonomo, fa quello che vuole. Ma è bene che il Veneto porti la propria scuola di medicina dopo i disastri. In Lombardia finalmente la Moratti ha scelto un manager cresciuto in una scuola di medicina di altissimo livello. Martino, te occupavi del Veneto? No. Cosa sa dei disastri della Lombardia? Direi che purtroppo la statistica ci conforta questa volta, in termini di tasso di mortalità, intendo, insomma, e di epidemia. No, volevo... Sì, io non sto domandando... Povera, c'è l'unica che ne fa. Lo so, tranquillo. Salmaso porta via la parola. Per chiedere se
Era per chiedere non dico nulla. gli aiuti, Presidente, se ci sono richieste di aiuti da parte di una o di altre regioni al Veneto? Sì, scusami, no, scusa perché poi scherzando con Albino. No, guarda, allora, rispetto ai vaccini no, peraltro anche Coletto, ma ho visto che lo hanno dichiarato anche sui giornali, se non ho letto male. Ha detto vabbè, se c'è poi un canale che si verificherà efficiente noi ci siamo, ricordatevi di noi. Mi ha anche annunciato che, però non vorrei dire una cretinata perché non ho ancora visto la posta, mi ha annunciato che addirittura ieri, se c'è Federico può fare una verifica, la Presidente Tesei mi ha proprio scritto dicendo se mai capitasse che sono veramente vaccini noi ci siamo. Vabbè, è ragionevole, tutti noi governatori se avessimo dei vaccini in più vaccineremmo i nostri cittadini. Io parlavo di vaccini, parlavo di aiuti. No, ho finito dei vaccini, adesso ti dico no, non abbiamo parlato, noi siamo sempre a disposizione, è ovvio. Considerate che per quanto riguarda l'emergenza sanitaria Covid esiste una struttura che si chiama la CROSS, quindi a livello nazionale si destinano i pazienti in base alle difficoltà e alle disponibilità. Per dire, noi nella prima fase qualche paziente, ma sto parlando veramente di tipo una decina di pazienti li abbiamo ricevuti dalla Lombardia allora, però eravamo anche noi messi male, quindi non siamo riusciti a aiutare la Lombardia come volevamo fare. Ci avevano chiesto un aiuto, se non ricordo male, quando noi eravamo in difficoltà a dicembre, non mi ricordo più che regione ci aveva chiesto un aiuto per il personale che era sempre l'Umbria. L'Umbria aveva chiesto, sì. Comunque per il personale a tutta sì, aveva fatto richiesta alla protezione civile e anche lì non siamo riusciti perché vi ricordate avevamo gli ospedali strapieni, cioè come potevamo distogliere il personale dalle nostre corsie. Poi Presidente le volevo chiedere un'altra cosa riguardo questi incontri che avete intenzione di fare con gli altri suoi colleghi presidenti di regione. Qual è il focus? Se si parlerà anche di il rinnovo del DPCM. No, il rinnovo del DPCM. In termini di risarcimento ci sono novità? No, però sicuramente ne parliamo per questa storia delle piste da sci. Non riguarda tutti, però per noi è stato un problema. Insomma, le regioni del nord e anche del centro Italia comunque sono coinvolte. No, dobbiamo fissare, guarda, io ho sentito stamattina anche il Presidente Bonaccini e io immagino che la volta tra stasera e domani la si fa. Se si può, se troviamo i numeri la facciamo. Parlo di conferenza dei presidenti. Una curiosità, non forse più per l'assessore Lanzarin, liste di attesa dopo l'apertura delle prestazioni ambulatoriali, delle attività chirurgiche, se possiamo avere un quadro. Non ho un numero, nel senso so che sta andando bene, nel senso mi dicono insomma che le USL sono ripartite tutte in maniera molto attiva, però se volete per lunedì proviamo a capire rispetto a quei 90.000 che noi avevamo comunque come numero di persone in attesa quanto siamo scesi, va bene? Lunedì ci sarà il dottor Mongillo e probabilmente anche il dottor Tonon e parleremo di piano vaccinale, performance e tutto quello che sono poi le vaccinazioni fatte, c'è un po' di numeri sullo stato dell'arte e poi c'è anche il grande tema della scuola e quindi il tema dello screening nella scuola e altro. No. Oggi hanno una riunione operativa sulla scuola proprio quindi lunedì possono dare. Sono due dirigenti della dottoressa Russo. Sono due giovani dirigenti, fra l'altro, della prevenzione. Se vogliamo sentire il dottor Flor. Nel frattempo Moscati e poi chiudiamo, poi il dottor Flor se fa in tempo. Non ce la farà. Bene, Moscati e chiudiamo, grazie. Sì, buongiorno Presidente. Buongiorno. Io ormai tante cose sono state dette, per fortuna mi mancava solo una cosa, lei Prego. Una volta aveva parlato nel caso dei vaccini e oggi l'ha ribadito che Israele ha vaccinato tutti. Non è che ci siano dei lotti appunto di stati, una volta l'aveva accennato, destinati a stati no, non di lo avanzi, so. cioè, no. già avanzato 3 vaccini. Non lo so. Guardate, a me spiace, sapete, che perdiamo tutti tanto tempo e mettiamo magari in angoscia anche qualche cittadino quando sarebbe sufficiente che le Big Pharma fanno una conferenza stampa e spiega tutto. Cioè vi chiamano, vi dicono tutto quello che vogliono ed è finita lì. Ma siccome anche loro hanno la multinazionale, una catena di trasmissione che è lunga chilometri, e immagino che ogni movimento sia
cioè, li capisco anche, no? Perché la comunicazione è una grande struttura, non è facile. Va bene. Non è come qua, insomma, dai. Sì, passiamo ad altre cose. Prego. Si parlava di Vo e un anno da Vo. L'altro giorno, proprio nel preparare un pezzo su questo, mi sono rivista la famosa conferenza stampa del 21 aprile. Trovato la lettera? Aprile. Grazie. Non ho finito di dire perché. La famosa conferenza stampa del 21 aprile dove il dottor Crisanti era presente e aveva parlato della famosa telefonata tra di voi e di come era partita tutto quanto. E si era parlato della ricerca. Quella ricerca che poi quando io le feci una domanda dopo mi disse mai saputo più niente. Siccome a me pare, riguardando la conferenza stampa, che lei avesse detto che era finanziata anche dalla Regione Veneto. È finanziata dalla Regione. Ecco, allora siccome è anche interesse nostro saperne com'è finita, tra l'altro in base a quello screening che era stato fatto, eccetera, lo stesso Crisanti diceva che non si capiva come mai alcune persone che pur stando nella stessa famiglia di contagiati o di ammalati non si erano ammalate. Non si trattava solo di bambini ma anche di adulti, perché i bambini sicuramente fino ai 10 anni lui li aveva dati per immuni, che poi si è verificato che non essere. Esatto. Per cui siccome c'erano in ballo delle cose che poi invece l'unico scappato dai laboratori sembra sempre il virologo mediatico, perché alla fine invece di stare a fare gli studi c'è qualcuno che si preoccupa più di stare negli studi televisivi. Ma vorremmo sapere se quell'interessantissimo e finanziato dalla Regione Veneto studio aveva portato a qualche... No, non glielo so dire, anche perché magari lo chiediamo alla dottoressa Russo lunedì, perché poi l'interfaccia è la dottoressa Russo. Perfetto. Non so, perché io ho visto la pubblicazione su Nature, ma non so poi che evoluzione c'è stata. Sì, esatto, ma poi ci mancava un pezzo dello studio, perché ovviamente essendo passato un anno bisogna capire... C'è stato anche, se non ricordo male, c'è stato anche il prelievo del sangue, quindi la ricerca sierologica. Infatti, però non so, non parlo di roba che non so. Che aveva escluso che proprio i bambini, come quella volta avevamo ipotizzato, non si fossero contagiati perché l'avevano preso magari prima il virus, visto che all'epoca non si parlava, ma oggi è stato ben detto e ribadito che invece l'epidemia era iniziata molto prima. Ecco, quella era tutta ipotesi, però poi, essendo stato fatto il serologico, toglieva anche questi Sì, per vedere se avevano gli anticorpi, però non so quale sia l'esito. Allora aspettiamo la dottoressa. Invece una domanda per l'assessore Lanzarin. Mi chiedono gli anziani del Don Vecchi di Mestre. Ecco. Nomi. No, sono tanti e mi chiedono quando potranno essere vaccinati. Vengono vaccinati per corte, quindi se vengono chiamati dovrebbe essere arrivata la lettera, quindi una settimana dopo l'altra. Adesso noi abbiamo le prossime settimane che saranno corte del 41, 40, poi raggruppano le corti assieme perché c'è meno popolazione insomma di quelle corti, quindi saranno chiamati a breve se hanno questa età. Se sono invece... No, sono over, mi parlano, mi è arrivato ieri questa notizia che sono tutti over 80. E allora arriveranno, saranno già arrivati, e qualcuno che era della corte del 41 probabilmente è già arrivato. E faranno tutti Pfizer o Moderna? Sì. Perfetto, grazie mille. Prego. Conclude Salmaso. No, una domanda di politica gliela posso fare, Presidente? Fino adesso cosa hai fatto? Abbiamo fatto sanità di altissimo livello. No, non hai fatto domande di politica, hai fatto politica, che è roba diversa. Beh, dicevano gli antichi che tutto è politica, quindi adesso evitiamo citazioni perché non c'è Filippo Tosato e quindi è lui titolare. Facciamo gli auguri a Filippo, fra l'altro. No, mi permetto di chiederle questo, appunto, grazie infinite appunto per l'attenzione che ha dimostrato al nostro collega. Bene, detto questo, secondo lei la squadra di governo che rappresenta il Veneto deve essere rafforzata per quanto riguarda il suo partito
Ecco, ovviamente i poteri di nomina dei sottosegretari appartengono al Presidente del Consiglio, però non lo so, magari un'attenzione particolare alla sanità piuttosto che all'economia o al turismo, lei la richiede ancora o ritiene che possa andare bene così, insomma? Ma guarda, deve è un imperativo, no? Io dico che è ovvio, il Veneto più rappresentato è meglio è, cioè, è ovvio questo, però ciò non toglie che non si possa prescindere, non prescindere dal fatto che ci sono poi anche dei numeri, ci sono una rappresentanza che deve essere distribuita a livello nazionale, per cui non so, ma guardate, io leggo come voi i giornali, che sia chiaro, cioè non è che partecipo a queste robe, no? Ne ho già a sufficienza per la regione. Prego. Bene, Andrioli conclude. Vabbè, se hanno da fare domande siamo qua apposta. Vabbè, no. DPCM. Noi vogliamo che arrivi Flo, per questo. No, lo andiamo a fare. Federico, per favore, prova a fare the last call a Flor, dai, l'ultima chiamata. No, gli diamo appuntamento, che non si muove a Treviso, andiamo a trovarlo. Andate a Treviso, vi aspetta il 5 marzo il DPCM del 16 gennaio. Che cosa temete cambi? Che cosa vorreste che restasse? Che cosa deve cambiare o che cosa deve restare? Ma sai, Milva, il vero tema è quale sarà la situazione epidemiologica che lo scrivendo DPCM si troverà a dover governare. Perché il DPCM è una sorta di abito sartoriale, no? Quindi se il tema sarà la mutazione brasiliana, l'inglese e un'epidemia importante, capite che il DPCM avrà delle regole più ferree per la vita di noi cittadini. Se invece ci permetterà di pensare già alla primavera è un'altra roba. Bisogna vedere cosa accadrà la prossima settimana. Però appunto con Bonaccini e gli altri presidenti quali sono gli aspetti che vorreste? Dobbiamo incontrarci, guarda. No, credimi, non c'è, il foglio è bianco, dobbiamo incontrarci, anche perché considerate che si siede il Veneto che potrebbe dire però il Veneto è anche solidale, cioè quando chiedevamo noi di avere misure, gli altri magari andavano bene e altri invece sono in grossa difficoltà. Immagino che l'Umbria si interviene o l'Abruzzo ci dice: oh ragazzi, guardate qua non vedo alba. Quindi cercheremo di trovare una misura, perché poi il virus non conosce confini, inutile che stiamo qui a pensare che si fermi sul Po, cioè non funziona così. Grazie signori, buon lavoro. Grazie. Dunque è terminata la conferenza stampa del Presidente Zaia, che come avevamo annunciato avrebbe parlato di vaccini e in effetti è tornato sulla questione dell'acquisizione delle vaccinazioni. Proprio questa mattina il direttore generale della Sanità Veneta, il dottor Flor, era dal NAS a Treviso per quella inchiesta partita dalla Procura di Perugia per questo presunto diciamo intermediario per l'acquisizione per la fornitura, per meglio dire, di dosi di vaccino AstraZeneca e il governatore Zaia ha detto: sono stato proprio io il 12 febbraio a chiedere al dottor Flor di avvisare il NAS che avevamo fatto una richiesta ad AIFA per verificare appunto queste proposte che c'erano arrivate di forniture di vaccini. Quindi sono stato io in tempi non sospetti, quindi il 12 febbraio a far scrivere al NAS. E quindi vediamo, aspetteremo di capire se ci sono sviluppi da questo punto di vista. Zaia che ha detto i dati in Veneto sono tutto sommato buoni, anche se rimangono oggi, sono 657 nelle 24 ore positivi, e quindi fino a quando ci saranno numeri così il virus continua a circolare e in giro potrebbero esserci numeri ancora più importanti di persone che si sono contagiate. Sono preoccupato anche, ha detto, per la situazione che c'è in Italia, per questo oggi ha sentito il presidente Bonaccini e hanno concordato un incontro urgente che potrebbe esserci già tra stasera e domani della conferenza dei presidenti di regione per capire come muoversi, proprio perché anche il 5 marzo scade il DPCM. Bonaccini proprio dice che dovrebbero essere riviste quelle che sono un po' le divisioni in fasce, e parlando, vi dico proprio quelle che sono le parole del presidente dell'Emilia Romagna Bonaccini, che dice: credo che con l'arrivo delle varianti serva una valutazione diversa, sarebbe
il caso di discutere tra governo e regioni. Ne ho già parlato con i ministri Gelmini e Speranza, e quindi visto questa diffusione delle varianti che sta mettendo in grossa difficoltà il sistema ospedaliero di diverse regioni italiane, si pensa proprio ad una conferenza delle regioni. E c'è però un aggiornamento di cronaca prima della pubblicità con la nostra Angelica Montagna sulla tragedia che si è consumata ieri pomeriggio a Rosà, un omicidio-suicidio, una tragedia familiare. Allora cedo subito la linea a Angelica Montagna per tutti gli aggiornamenti su questa tragedia. Buongiorno Angelica. Sì, un buongiorno a tutti. Qui da Rosà, una comunità ancora sconvolta sottosopra, non si parla d'altro che non del dramma consumato ieri in questa villetta di via Cadolfin ai confini con Bassano. Rosà, una Rosà veramente che questa mattina si interroga anche su quelle che possono essere state le motivazioni del gesto compiuto da Domenico Bizzotto, 84enne, lo ricordiamo, che ha ucciso la moglie per poi suicidarsi, quindi la moglie Antonia Rattino, 80 anni, dietro pare non esserci questo dramma, non esserci appunto quelle che sono le motivazioni per un gesto così. Abbiamo sentito i vicini di casa, i quali si dicono, alcuni ci hanno detto io ci ho parlato addirittura la sera precedente e mi sembrava come sempre, alcuni invece da dietro le tende ci dicono no con la mano e si mettono quasi a piangere. Insomma, ci sono stati momenti veramente di grande commozione questa mattina per un gesto. Alcuni ci hanno detto noi di solito sentiamo queste notizie al telegiornale, ci sembra che siano notizie che devono essere così per venire da Milano, da grandi centri. In realtà anche la nostra piccola comunità ne ha risentito. Ecco, intanto oggi dovrebbe essere disposta l'autopsia proprio in queste ore da parte della PM dottoressa Alessandra Bloch. Abbiamo sentito anche il sindaco, il quale si è interrogato sulle motivazioni e per primo lui ci ha confidato, insomma, io ieri sera sono andato a casa, avevo un grande peso allo stomaco, perché spesso noi seguiamo quelle persone che continuano a bussare alla nostra porta anche per avere degli aiuti e ignoriamo invece dei drammi che possono stare dietro a quanto accaduto. Quello che sappiamo, nuovi particolari, sono il fatto che insomma lui ha davvero usato un coltello sulla gola della moglie, poi avrebbe pulito coltello, rimesso in cucina, sarebbe sceso, si sarebbe tolto la vita impiccandosi. Ma questo però è ancora tutto da vedere, è ancora tutto da stabilire, anche se la dinamica è questa. Il biglietto "perdonatemi", scritto in veneto, "perdoneme", e il fatto di aver coperto proprio il cadavere della moglie con un lenzuolo. Massimo rispetto, ci ha chiesto il sindaco, vogliamo fare silenzio, vogliamo che questo fatto ci interroghi tutti in quello che è questo periodo anche molto particolare. Si parla addirittura che lui avrebbe dovuto essere in isolamento, lo era, infatti il pasto veniva dato da parte del comune, servizi sociali, e messo fuori dalla porta perché lui doveva stare proprio in isolamento, in quanto probabilmente lui era stato a contatto con un positivo. Ecco, questo sommato alla preoccupazione per la moglie che era in sedia a rotelle perché aveva subito un intervento al femore a dicembre, probabilmente ha spinto l'uomo a interrogarsi se lui fosse stato ancora davvero in grado di provvedere a lei. E da Rosà è tutto. Grazie ad Angelica Montagna per questi aggiornamenti. Adesso il meteo e poi qualche minuto di pubblicità e poi torniamo in diretta tra poco. Benetton, centro assistenza tecnica per caldaia a gas, condizionatori e termoregolazioni. Dal 1976, al vostro servizio con professionalità e cortesia. Benvenuti al meteo. Prevale l'alta pressione, sia pure accompagnata dal transito di nubi, senza tuttavia determinare precipitazioni di rilievo. Vediamo insieme il dettaglio di venerdì 19 febbraio. Sul Veneto tempo ancora stabile, inizialmente al mattino avremo foschie e nebbie diffuse, a tratti saranno anche fitte e localmente persistenti, specie con il passare delle ore. Giornata dunque piuttosto grigia, anche se non si escludono temporanee schiarite.
Temperature stazionarie, minime comprese tra 3 e 7 gradi, valori massimi invece tra 8 e 12 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui il sole non si farà molto vedere, salvo per locali parentesi soleggiate sui monti, altrove cielo in prevalenza coperto. Temperature minime tra 4 e 7 gradi, massime sugli 8-10 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige. La grafica cambia perché in effetti qui ci sarà un ampio soleggiamento, salvo per locali banchi di nebbia, specie sui settori più meridionali della regione. Temperature minime sui 2 gradi, massime infine sugli 11 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Benetton, centro assistenza tecnica per caldaia a gas, condizionatori e termoregolazioni. Dal 1976, al vostro servizio con professionalità e cortesia. Rieccoci in diretta, vado subito a salutare, la ringrazio per essere con noi, Anna Maria Bigon del Partito Democratico. Buongiorno. Ciao a tutti, grazie dell'invito. Grazie a lei per essere con noi, stiamo aspettando che si colleghi anche Marzio Favero della Lega. Allora iniziamo subito con una fotografia di questo governo Draghi che dopo aver incassato la fiducia anche alla Camera, dopo quella al Senato, è pronto per mettersi al lavoro in un governo che vede una grande diversità di forze politiche insieme. Quali sono? Ecco, lo vedo che si sta collegando. Buongiorno anche a Marzio Favero della Lega. Buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno a voi. Allora, la domanda che stavo facendo, Favero, a Anna Maria Bigone era quella di un giudizio, insomma, di quelle che sono le aspettative di questo governo Draghi che sta per iniziare a lavorare con una compagine di forze politiche insieme, certo diverse tra loro. Bigone. È un governo importante perché è un momento importante per l'Italia, deve essere quello veramente della ripartenza, del rilancio dell'economia, della situazione sanitaria che deve essere assolutamente essere messa in sicurezza. Da una parte abbiamo delle scadenze fondamentali che vediamo qua in aprile e la presentazione di quelli che sono i progetti per quanto riguarda l'ottenimento da parte dell'Europa dei 209 e oltre miliardi di euro che arriveranno. Il fatto che ci sia una maggioranza così larga che occupa più partiti e più rappresentanze, io credo che sia importante. Importante perché mai come in questo momento noi abbiamo bisogno di investire questi soldi non tanto come debito pubblico, ma soprattutto perché ritorni in investimento e rilancio proprio dell'economia e che il cittadino si senta veramente al sicuro del proprio futuro. Favero, una Lega che appoggia questo governo Draghi insieme a Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, fa specie? No, credo che il Presidente della Repubblica Mattarella sia stato molto chiaro. Serve un governo di unità nazionale, ma forse dovremmo dire di salvezza nazionale. La crisi politica che è perdurata dall'inizio di questa legislatura ha portato a una situazione di stallo tale da rendere persino possibile una situazione tale per cui l'Italia potesse non approfittare del Recovery Fund. Allora è chiaro che in una situazione estrema come questa è fondamentale che tutte le forze politiche mettano da parte gli eventuali egoismi che possono pure esserci, le differenze ideologiche per lavorare per il bene del Paese. È un governo di scopo, lo ha detto Draghi, le sfide sono tre. La prima è quella di superare la pandemia, serve una campagna di vaccinazione importante e sappiamo quali sono le difficoltà, credo ne abbiate parlato prima anche con Zaia. In secondo luogo è assolutamente necessario rilanciare l'economia e portare avanti interventi infrastrutturali di cui questo Paese ha bisogno da decenni, però c'è anche una terza sfida a cui l'Europa lega il finanziamento che si prepara ad erogarci, che è in parte a fondo perduto, in parte da restituire. E la sfida è quella della revisione del nostro sistema istituzionale, della realizzazione, cioè di quelle riforme strutturali che sono state rinviate per troppo tempo. Quella della giustizia, quella della pubblica amministrazione, ma io credo anche che sia importante focalizzare il tema
della riforma dell'architettura istituzionale. C'è una partita che è ancora aperta, quella del federalismo. C'è una istanza che è partita in maniera forte dal Veneto, dove la maggioranza dei cittadini hanno votato a favore dell'autonomia. Questa è un'opportunità straordinaria per pensare a 2 livelli di federalismo, uno all'interno del nostro paese e un altro a livello europeo, perché il fatto che l'Europa contragga oggi un debito pubblico a nome dei vari Stati impone l'idea che l'Europa non possa più essere quella che è stata finora, cioè una confederazione di Stati, deve diventare qualcosa di più forte, una federazione di Stati, e quindi servirà anche una cessione parziale di sovranità all'Europa, così come una parziale cessione di sovranità dovrà essere realizzata verso le regioni. Io vedo in questa fase una grande opportunità per la politica di ritrovare una credibilità. Il lavorare assieme può essere utile. Ricordo che alla fine della Seconda Guerra Mondiale le diverse forze politiche di fronte all'emergenza nazionale riuscirono a trovare un'intesa e anche a produrre un'ottima Costituzione. Credo che questo sia un momento eccezionale e spero che tutte le forze politiche possano collaborare assieme. Ecco, Bigon, proprio durante il suo discorso al Senato il Premier Draghi ha fatto proprio questo parallelismo tra il momento attuale e quello che visse l'Italia nel dopoguerra, una ricostruzione totale che vede appunto impegnate queste forze politiche. Quando ci si troverà poi seduti allo stesso tavolo per discutere poi tutte queste riforme di cui avete parlato, non c'è il rischio che poi quelle che sono le caratteristiche di ogni partito, di ogni movimento vengano fuori, o si riuscirà davvero a trovare un accordo per il bene del Paese? La scommessa è proprio questa. Da una parte noi vedremo la potenzialità anche di Draghi, perché sappiamo lo spessore che ha, la cultura, l'esperienza, il suo passato, lo conosciamo tutti, l'abbiamo appoggiato appunto perché è un uomo di valore. Però effettivamente la difficoltà sarà nei mesi successivi, nel momento in cui per l'investimento, per le scelte, le priorità e soprattutto per le riforme che si faranno, dovrà essere in grado di mettere insieme queste forze politiche. Certo è che dopo un periodo dove la politica ne è uscita perdente, perché di fatto questo è, non c'è dubbio, la politica deve assolutamente recuperare quella credibilità per cui dovrà trovare gli elementi per trovare un accordo. Non c'è alternativa per il nostro paese, non c'è assolutamente alternativa. Io credo che è veramente un'occasione questa, e condivido col collega, è un'occasione per ritornare e ridare credibilità e riaverla anche noi politici direttamente. Soprattutto dovremo dare delle risposte ai cittadini che aspettano da anni. Noi siamo in ritardo per quanto riguarda le riforme, siamo in ritardo per quanto riguarda il rilancio proprio dell'economia, abbiamo passato un anno veramente il peggiore del dopoguerra, e dobbiamo anche mettere in sicurezza la salute. Mi auguro che tanto venga investito nella sanità pubblica. Ad entrambi chiedo, la presenza di 4 ministri veneti può in qualche modo far portare l'attenzione sul nostro territorio, anche proprio per quella battaglia di tutte le battaglie, come l'ha sempre definita il Presidente Zaia, quella dell'autonomia. Bigon, parto da lei e poi arrivo da Favero. 4 ministri sono importanti, evidentemente è un bel impegno da parte loro, soprattutto perché comunque si trovano a rappresentare non solo l'Italia ma anche il proprio territorio, questo è evidente, un territorio che di fatto risulta anche essere uno dei più economicamente ricchi d'Italia e non solo, per cui però con tante carenze. Noi dobbiamo pensare al sociale, dobbiamo pensare a quello che è la prospettiva sanitaria e sicuramente anche un altro problema che è enorme, che è quello della natalità, anzi direi di natalità, che colpisce tanto e in modo maggiore proprio i paesi più ricchi e le regioni più ricche, per cui tanto dovranno fare. È evidente che da parte nostra avere 4 rappresentanti è importante, la cosa che mi dispiace è che non abbiamo rappresentanti del Partito Democratico. Favero? È senz'altro importante che vi siano 4 ministri veneti, perché il Veneto è una delle piattaforme produttive più importanti non solo d'Italia, ma d'Europa e quindi del mondo. I nostri ministri sapranno portare quello che è un impegno nel lavoro e nel sociale che caratterizza la comunità veneta, ma sono convinto che anche tutti gli altri ministri
cercheranno di dare il massimo indipendentemente dalla regione di provenienza. È una sfida inedita e io credo che vi siano buone possibilità per un motivo. Se nel 1945 partiti che erano profondamente divisi sul piano delle ideologie sono riusciti comunque per il bene del Paese a trovare un accordo, credo che oggi, quando le grandi ideologie si sono spente e piuttosto si deve discutere di progetti amministrativi, sia possibile trovare delle intese importanti, superando anche le visioni di parte. Qui l'abilità di Draghi è un'abilità che deve essere declinata in due modi. Il primo, quello tecnico, perché è importante che i progetti abbiano una credibilità, l'altro è quello politico, perché poi occorre trovare una sintesi fra le diverse forze che vengono rappresentate. Ma proprio l'idea di un governo di salvezza nazionale credo sia la chiave vincente e ha fatto bene Mattarella a porre la classe politica italiana di fronte alle proprie responsabilità. Non solo, si apre un periodo utile all'interno dei partiti per una riflessione sui valori di fondo, sulle visioni politiche che è giusto elaborare per dare respiro e un futuro al nostro Paese, che, ricordiamolo, è e rimane uno dei paesi più importanti all'interno dell'Unione Europea, assieme alla Francia e alla Germania. E quindi è una grande opportunità questa per restituire dignità alla politica e senso di responsabilità. Bigonna, ho la pubblicità, però volevo un attimo agganciarmi alla sua ultima battuta, questo rammarico insomma che è stato espresso. Tra l'altro, dopo la lettura, la presentazione della squadra di governo da parte del Premier Draghi, proprio c'è stata una alzata di scudi da parte delle donne del PD, proprio per l'assenza di rappresentanti anche femminili del Partito Democratico, e hanno proprio chiesto che venga fatta un'analisi all'interno del partito su questo. È un'analisi che dovrà appunto essere fatta all'interno del partito, è evidente, perché poi come Partito Democratico noi abbiamo sempre portato avanti quelli che sono i principi della parità di genere, del fatto che ad esempio la donna prende molto meno per parità di mansione nei confronti dell'uomo, battaglie anche concrete, insomma, non solo per rappresentanza istituzionale. Noi presenteremo anche la proposta di legge in tal senso. Però ecco, è una battaglia tutta all'interno del Partito Democratico. Di fatto non credo che questo sia il problema principale, guardi, glielo garantisco. Io mi associo a tutte ovviamente le esigenze delle donne, sono donna, per cui si figuri. Penso che problemi di riflessione siano anche altri nel nostro partito e li affronteremo nel prossimo congresso. Beh, dopo le chiedo di analizzarli questi, o almeno insomma di far presente quali sono questi problemi. Noi ci fermiamo, pochi minuti di pubblicità e poi torniamo in diretta tra poco. Rieccoci in diretta, in collegamento insieme a me Marzio Favero della Lega, Anna Maria Bigon del Partito Democratico. Favero, lei prima faceva riferimento, agganciandosi alle parole del Premier Draghi nel suo discorso al Senato, del primo punto del programma, quello appunto di combattere la pandemia, a partire da una grande campagna vaccinale. Vaccini che però scarseggiano, almeno per il momento, stanno rallentando in tutta Italia e anche in Veneto la campagna vaccinale, al punto che le regioni, è partito il Veneto, ma ora insomma è notizia di oggi da parte della Campania, ma ci sono altre regioni, l'Umbria che appunto ha scritto al governatore Zaia accodandosi a questa ricerca sempre nel massimo della legalità e della trasparenza di forniture, ma sta creando tanta discussione questo. Parto da lei Favero e poi vado da Anna Maria Bigon. Credo che la preoccupazione di Zaia sia estremamente ragionevole. Se esistono altri vaccini sul mercato che possono essere testati e ritenuti validi, non c'è motivo per impedire alle regioni di approvvigionarsi anche da fornitori diversi da quelli stabiliti dalla Commissione europea, senza che per questo interferire con i lavori della stessa. E mi pare che anche dall'Europa fosse arrivato un segnale positivo in questa direzione. Io spero che vengano meno certe conflittualità. Credo che abbia ragione Zaia a lamentarsi del fatto che nei mesi della pandemia paradossalmente la politica, almeno su questo tema, è riuscita a trovare delle intese, mentre il mondo scientifico si è diviso, così come è parso che vi sia stato un eccesso di concorrenza sul piano della produzione di virus da parte delle ditte farmaceutiche. In una fase di pandemia globale, più che di competizione, si dovrebbe parlare di concorrenza nel senso positivo, di un aiuto reciproco nella ricerca per riuscire a trovare le soluzioni ai problemi. E invece abbiamo assistito a litigi fra università e università, virologi e virologi,
questioni legate alla compravendita dei vaccini prodotti da questa o quell'altra ditta. Forse ci saremmo aspettati tutti una maggiore gara di solidarietà. I conti non tornano, perlomeno guardando quello che accade in altri stati, non nemmeno tanto lontano dall'Europa. Parliamo della Gran Bretagna, dove le vaccinazioni stanno andando avanti, parliamo di Israele, e questo potrebbe, lo ha detto prima il presidente Zaia, creare tra qualche mese una differenza, anche un calo di competitività tra quelle nazioni, quegli stati che potranno dichiararsi Covid free e chi invece sarà ancora in ritardo nella vaccinazione. Non c'è dubbio che si intreccino politiche di profilassi con quelle economiche. D'altra parte anche l'uso di lockdown progressivi, graduali, con dei momenti di apertura, ha corrisposto al tentativo, credo, da parte dei legislatori nazionali o del governo nazionale piuttosto che dei governi locali, di riuscire a tenere in piedi, sia pure a singhiozzo, un sistema economico che non possiamo permetterci di mandare al collasso. E su questo bisognerà riflettere nelle prossime settimane, perché si deve conciliare la tenuta del sistema economico con quella del sistema sanitario. La tenuta del sistema sanitario dipende in maniera importante dalla tenuta del sistema economico, e quindi di qui l'esigenza, prevista peraltro dall'Europa con il Recovery Fund, di privilegiare gli investimenti da un lato a favore delle aziende sanitarie, dall'altra a sostegno delle imprese per cercare di superare questa fase. Certo che pensare che vi siano paesi che stanno già portando avanti vaccinazioni di massa importanti e altri paesi che sono in ritardo non tranquillizza, perché senz'altro potrebbe crearsi una forbice per cui alcuni paesi potrebbero trovarsi in grado di ritornare alla piena produttività, mentre altri in ritardo, trovarsi a essere in ritardo. Ed è per questo che ci deve essere una politica di equità a livello europeo, ma anche oltre a livello europeo, a livello internazionale, globale. Anna Maria Bigon. Allora, se Zaia avesse fatto una battaglia per eliminare quelli che sono i brevetti del Big Pharma, nel senso che il vaccino è patrimonio mondiale, tutti ne abbiamo diritto e tutti devono essere vaccinati, sarei stato accanto a questa battaglia, e questa sarà una battaglia che dovremo fare. Se poi invece pensiamo che una regione possa permettersi di valutare offerte sul mercato parallelo di un prodotto così delicato, dove solo la temperatura può portare una reazione diversa da quella che è la qualità, e che comunque dobbiamo veramente stare attenti per il benessere della salute collettiva, questo è stato veramente uno sbaglio e da subito noi l'abbiamo fatto presente. Non è possibile, nonostante la messa in guardia da parte dell'Europa, da parte dell'Italia, proseguire con questa strada e nemmeno fare annunci. Noi dovremmo essere, la Regione avrebbe dovuto essere molto più prudente in questo, molto più prudente. Nel momento in cui arrivano proposte del genere non dobbiamo permetterci sbagli del genere, assolutamente. Favero. Guardate, su questo non sono d'accordo per un motivo molto semplice. La Regione Veneto si è sempre mossa in anticipo anche rispetto alle altre regioni e allo Stato stesso. Pensare che la Regione Veneto possa mettere in discussione le logiche dei Big Pharma è impensabile, visto che queste multinazionali mettono sotto scacco persino gli Stati o addirittura le confederazioni di Stati. Se il mercato consente di avere vaccini che sono credibili, e non vedo perché le regioni dovrebbero tirarsi indietro e non approfittare di ogni occasione per cercare di dare una risposta alle esigenze della salute dei cittadini. Quando si è trattato di acquistare i ventilatori per gli ammalati di Covid nella prima fase, Zaia giustamente non ha guardato in faccia alla zona di produzione. Venissero dalla Svizzera, dalla Cina o dalla Germania, ha cercato di farne incetta per dare risposta ai nostri ammalati. Io credo che la stessa cosa vada oggi messa sul piatto. C'è qualche pregiudizio nei confronti del vaccino russo Sputnik perché viene da un paese che è attenzionato? Vabbè, io credo che prima debba venire l'attenzione per la salute e poi per il resto. Ci sono delle autorità che hanno il compito di valutare la qualità dei vaccini, lo facciano, ma poi si mettano a disposizione di chi intende acquisirle. Bigon, prego. Il vaccino non è
un dispositivo di protezione, non dobbiamo e non possiamo paragonarlo. Giuridicamente è il governo che deve trattare, lo Stato che deve trattare il vaccino, non può essere fatto assolutamente dalla regione. Poi se dobbiamo lanciare dei temi per ottenere magari visibilità o per capire che comunque siamo in ritardo con la vaccinazione, cosa che potremmo anche condividere, perché di fatto al governo Draghi deve essere chiesta subito un'accelerazione in tal senso, siamo d'accordo, ma che possiamo acquistare o che sia possibile che la regione acquisti dei vaccini a livello e all'interno di mercati paralleli da mediatori intermediari di cui non conosciamo, non sappiamo nulla, e la trasparenza credo per un organo istituzionale sia la prima cosa fondamentale, questo insomma è difficile da trovare consenso da parte nostra. Favero voleva replicare a questo? Io credo che vi siano delle regole sul mercato, no? Che vi siano autorità che hanno la possibilità di vigilare. Non penso che in questa fase si possa sottovalutare il fatto che vi sono milioni di cittadini dell'Europa dell'Est che sono stati vaccinati con un prodotto che sta funzionando, piuttosto che milioni di cinesi che hanno adottato un loro vaccino. Allora, che lo Stato verifichi la qualità, ma non può impedire alle regioni di muoversi, anche perché se c'è una competenza sulla quale le regioni si possono muovere con un minimo di autonomia è proprio quella della dimensione della sanità. Vi ricordo che la sanità assorbe l'80% e oltre del bilancio regionale ed è quindi la voce principale che giustifica l'esistenza delle regioni in questa fase storica. Io spero che poi le regioni possano essere a breve caricate di molte altre funzioni, ma Zaia credo si sia mosso con grandissimo senso di responsabilità. I cittadini gliela hanno riconosciuto perché ha portato a casa un risultato storico, qualcuno dice bulgaro, un 74% dei consensi. Ma perché? Perché l'hanno visto impegnato H24 sul tema della difesa della salute dei cittadini e anche già prima dell'arrivo del virus, ma dopo il virus credo che si sia impegnato in uno sforzo personale straordinario che gli va riconosciuto. Poi possiamo discutere di tante altre questioni, ma credo che sia difficile trovare una regione che è stata sul pezzo come la regione Veneto. Io ho amici di altre parti del paese che guardano il Veneto come un punto di riferimento in questa dimensione. Se vi sono delle autorità sanitarie preposte, e ci sono, per controllare i vaccini, facciano il loro lavoro e diano il disco verde a tutte quelle aziende che sono in grado di mettere sul mercato prodotti affidabili. Perché in questo momento è fondamentale dare un'accelerata nelle vaccinazioni. Peraltro, questa crisi dovrebbe portarci finalmente a mettere da parte correnti irrazionali di pensiero come quelle che hanno mosso i Novax negli ultimi 6-7 anni. Ricordo che i Novax a un certo momento erano diventati una voce che influiva sulla politica. Adesso che stiamo subendo una pandemia riscopriamo il valore della ricerca scientifica e anche della tecnologia, che non è sempre un male. Ogni tanto litigo con alcuni amici filosofi che si cullano sull'idea che il mondo di oggi sia sottomesso alla tecnica che trasforma l'uomo da fine in mezzo. Senz'altro dobbiamo tener conto che gli apparati vanno riportati sotto il controllo della politica, cioè della democrazia. Ma la ricerca scientifica ci sta dando la possibilità di allungare la vita media dei cittadini, di migliorare le loro prospettive di vita anche in termini di qualità e di trovare una soluzione a una pandemia che ci riporta di fronte al fatto che, nonostante la nostra tecnica sia forte, comunque la natura è in grado di metterci in difficoltà in qualsiasi momento. Anna Maria Bigon, questo rallentamento nella campagna vaccinale rischia di mettere in difficoltà l'Italia, il Veneto, anche in chiave turistica, laddove si potesse, ce lo auguriamo tutti, ripartire da questo punto di vista nella prossima estate. È questo un po' il timore, quello che ci siano poi delle realtà, appunto, come detto prima, Covid-free e altre invece ancora in ritardo. Ma sicuramente, come ho detto prima, il governo deve assolutamente velocizzare questa campagna vaccinale. Siamo tutti d'accordo, tutti vorremmo vaccinarsi, a parte qualcuno sicuramente, e da parte mia c'è il pieno consenso. Questo però non autorizza nessuno dal
provare ad acquistare vaccini che non abbiano fatto tutti i passaggi della nostra richiesti dalla nostra comunità europea. Sono i 3 passaggi, noi abbiamo visto Regno Unito, abbiamo visto altri stati che non hanno richiesto anche il passaggio della prova, che è la terza prova. Quindi attenzione. L'autorizzazione sì, l'autorizzazione certo che deve essere fatta, ma non è che possiamo dire ma in tutte quelle milioni di fialette forse ce n'è una che va bene, come ha detto il governatore ieri. Devono tutte andare bene e la temperatura deve essere insomma anche corretta, oltre il contenuto, per cui attenzione. Detto questo è evidente che poi hanno preso sicuramente un ottimo consenso, nessuno lo può negare, ma non giustifica il passaggio successivo da parte mia. Per quanto riguarda il governo, deve assolutamente velocizzare quella che è la campagna vaccinale, il prodotto deve arrivare in dosi sicuramente maggiori, ed è questo un altro dubbio che ci viene: se le ditte farmaceutiche, le case produttrici non riescono per l'Europa e per l'Italia a fornire tutte le dosi che avevano richiesto, mi domando come mai possa esistere un mercato parallelo quando le stesse case farmaceutiche dicono addirittura che non hanno autorizzato vendita ai privati o alcun intermediario. Qua va fatta chiarezza, il vaccino non è, ripeto, un bene di consumo che possiamo vedere ad occhi se può andare bene o meno o fare una verifica da parte di un tecnico semplice. Abbiamo capito come questo tema dei vaccini stia creando naturalmente divisioni e la discussione sia ancora molto accesa. Staremo a vedere poi quelli che saranno anche gli sviluppi futuri già a partire nei prossimi giorni. Io ringrazio davvero tantissimo per il loro intervento Anna Maria Bigon del Partito Democratico, grazie a Marzio Favero della Lega, grazie ad entrambi. Darò appuntamento a breve per un nuovo confronto. Grazie ad entrambi, buon lavoro e a presto. Buon lavoro, grazie, buon lavoro. Grazie ad entrambi, adesso noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità e poi torniamo per parlare di studi sul Covid, per capire ad un anno di distanza a che punto siamo sulla conoscenza di questo virus. A tra pochissimo. Rieccoci in diretta, vado subito a salutare e lo ringrazio per essere con noi il dottor Franco Folino, direttore di Nuance. Buongiorno dottore. Ben ritrovato. Buongiorno a voi. Cardiologo e anche direttore di questa rivista scientifica che mette a disposizione proprio della comunità scientifica gli studi più importanti, anche naturalmente legati proprio al coronavirus. Allora, dottore, io parto da questa domanda. Noi ormai è passato un anno dall'inizio dell'incubo, perlomeno qui in Italia, dal 21 febbraio con il primo caso in Lombardia e poi nella stessa giornata a Vo in Veneto. E ricorderemo questo virus tra l'altro per la discussione proprio all'interno del mondo scientifico, spesso anche una discussione che ha visto parti contrapposte, quindi non c'è stata spesso una uniformità di opinioni tra gli scienziati e questo ha messo in difficoltà i cittadini nel capire di che cosa stavamo vivendo e anche ha dato, diciamo così, terreno fertile per tutto quel mondo di negazionisti, complottisti che è cresciuto poi con il passare dei mesi. In questa giungla di informazioni il cittadino come deve fare per capire in che direzione anche andare? Ma non per giustificare gli esperti che hanno parlato in tutti questi mesi, però evidentemente ci siamo trovati a fronteggiare una pandemia che era del tutto sconosciuta, un virus nuovo, le ricerche si sono susseguite giorno per giorno con nuovi studi e quindi una situazione in continua evoluzione e questo evidentemente non può creare dei pareri che non si modificano col tempo. Anche gli esperti ovviamente seguono quanto viene pubblicato sulle riviste scientifiche, quindi in 10 mesi, 12 mesi da quanto dura questa pandemia, evidentemente era inevitabile che esprimessero dei pareri in evoluzione. Quindi non penso che siano tanto delle contraddizioni in quello che dicono, ma in realtà una situazione che cambia. È evidente che per chi ascolta gli esperti parlare può cogliere queste differenze, però
va considerato anche il fatto che sono persone con formazioni diverse. Noi sentiamo parlare virologi, sentiamo parlare epidemiologi, medici che si occupano di terapie intensive, quindi sono figure professionali che vivono la pandemia da diversi punti di vista e quindi possono esprimere in questo senso anche dei pareri che possono sembrare discordanti, però che in realtà poi non lo sono. Quindi penso che per chi ascolta bisogna tanto avere un po' di umiltà e quindi rendersi conto che si ha di fronte comunque una persona esperta. E ovviamente bisogna selezionare l'informazione che si riceve, rivolgendosi e seguendo giornali quotati e soprattutto cercando appunto di non seguire le voci di corridoio, le voci dei vicini, voci di persone che non sono esperte. Noi nel nostro giornale cerchiamo di aiutare un po' in questo senso, noi pubblichiamo essenzialmente delle recensioni dei lavori scientifici che vengono pubblicati nel mondo dalle riviste più autorevoli e quindi forniamo in sintesi dei piccoli approfondimenti su vari argomenti. A volte nel nostro studio televisivo realizziamo anche delle interviste con gli autori o delle interviste con degli esperti su temi di attualità. Quindi questo è un po' il nostro sforzo. Il consiglio è quello di affidarsi a testate giornalistiche riconosciute e seguire quello che dicono gli esperti. Dottore, a che punto è la conoscenza di questo virus? Lei giustamente ha detto ci siamo trovati di fronte ad un virus nuovo di cui non si sapeva nulla. Da quel 21 febbraio molti sono stati i passi fatti proprio dalla comunità scientifica, molto si è conosciuto di questo virus, però molto resta ancora da conoscere, a partire, ed è uno studio, ed è un'analisi che lei ha proprio pubblicato su Nuance, su anche i farmaci, quindi tutta quella che è la terapia da usare verso i pazienti. Allora iniziamo su quanto conosciuto, quanto si conosce, quanto resta ancora da conoscere del coronavirus, del Covid-19. Ma allora pensate che dall'inizio della pandemia fino ad oggi in pratica sono stati pubblicati solo tra studi clinici randomizzati, meta-analisi, oltre 1000 ricerche. E queste 1000 ricerche vi danno l'idea di quanto volume di ricerca stia generando il coronavirus, però in queste ricerche, come dicevo prima, si può trovare lo studio che propone il farmaco X e dimostra che il farmaco è efficace e dopo una settimana arriva lo studio che magari lo smentisce, ci dice che quel farmaco non funziona nei pazienti con Covid. Questo è un processo assolutamente naturale nella ricerca. La ricerca vive di questo, di pareri diversi, di studi diversi che poi si confrontano, si selezionano gli studi migliori e da questo si ottiene quello che è la situazione più vicina possibile alla realtà. Di studi clinici, come ho detto, ne sono stati prodotti moltissimi. Mi sembra che dal punto di vista delle conoscenze del virus i progressi siano enormi. Quello che mi sembra invece purtroppo di constatare è che per quanto riguarda le cure siamo ancora molto indietro. Cioè quello che risulta è che sono molto efficaci le misure di prevenzione, il vaccino sicuramente, ma anche le misure di prevenzione più banali come le mascherine, l'igiene, il distanziamento sociale. Quelle sono misure che certamente hanno dimostrato di essere efficaci. Poi, come abbiamo pubblicato in quest'ultimo articolo, che riguardava lo studio Solidarity, ci sono risultati molto deludenti sui farmaci antivirali, cioè su quei farmaci che si usano quando l'infezione c'è già, quando la malattia si è già instaurata. Ecco, quali sono i risultati di questo studio condotto da chi, dottor Folino? Allora, questo è uno studio che è stato promosso dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. È nato proprio perché in letteratura erano stati pubblicati diversi studi che parlavano dei farmaci antivirali.
ma tutti questi studi avevano fornito risultati discordanti oppure erano stati svolti su piccoli campioni, su pochi pazienti per brevi intervalli di tempo. Quindi l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto: organizziamo uno studio clinico molto ampio che si svolga in tutto il mondo e che coinvolga il più largo numero possibile di centri. Allora ha organizzato questa ricerca randomizzata, il che vuol dire che i pazienti ricevevano un certo tipo di farmaco non perché lo decideva il medico, ma perché era assegnato al trattamento in modo del tutto casuale, e che è un punto molto importante per stabilire la vera efficacia clinica del farmaco. Bene, a questo punto abbiamo già 405 ospedali nel mondo che hanno lavorato a questa ricerca, e in questa ricerca cosa succede? I pazienti vengono divisi essenzialmente in due gruppi. Il primo gruppo riceve esclusivamente le cure standard che vengono somministrate in quel centro, tutti i farmaci che sono necessari, ma non i farmaci antivirali. Il secondo gruppo di pazienti invece riceve sempre le cure standard del centro, ma anche uno a caso tra 5 farmaci antivirali: il remdesivir, la clorochina, l'idrossiclorochina, il lopinavir con ritonavir e il lopinavir con ritonavir e l'interferone. Questi sono i farmaci antivirali che in questi mesi sembravano aver dato dei risultati positivi, in qualche senso. Qual è stato lo scopo di questo studio? Con più precisione è stato quello di cercare di vedere se questi farmaci riducevano la mortalità, riducevano la necessità di sottoporre i pazienti ad una ventilazione meccanica e se riducevano la durata del ricovero. Lo studio a inizio ottobre aveva già reclutato oltre 11.000 pazienti, come dicevo da oltre 400 ospedali nel mondo, in 30 paesi del mondo per la precisione, e a questo punto hanno voluto fare un'analisi ad interim, cioè lo studio sta continuando, ma è stata fatta una prima analisi sui risultati raccolti fino a quel momento. Bene, è facilissimo sintetizzare i risultati. Nessuno dei farmaci valutati nello studio ha avuto alcun effetto sulla mortalità. Nessuno dei farmaci provati ha avuto effetto sulla durata del ricovero, non l'ha ridotta in nessun caso, e nessuno dei farmaci testati ha ridotto il numero dei pazienti che poi hanno necessitato di una ventilazione meccanica. Quindi direi un fallimento in tutti i sensi. Uno studio che è durato abbastanza, come dicevo era stato eseguito con disegno sperimentale abbastanza accurato, con una randomizzazione centrale, quindi uno studio decisamente corretto da questo punto di vista. Qual è il messaggio, secondo me, di questo studio fondamentale? Beh, per i medici, ovviamente ai medici fornisce delle informazioni importanti dal punto di vista tecnico, per chi utilizza questi farmaci tutti i giorni, soprattutto nei reparti e nelle terapie intensive. Per tutti noi il messaggio deve essere che in questo momento terapie efficaci per combattere la malattia una volta che è iniziata non ce ne sono, o sono pochissime. Adesso speriamo più gli anticorpi monoclonali, però al momento i farmaci antivirali non sembrano dare nessun risultato positivo. Per quanto riguarda invece il plasma iperimmune di cui si è parlato tanto, ci sono degli studi, ci sono degli aggiornamenti sull'efficacia di questa, dal punto di vista terapico del plasma proprio? Ma allora, per quanto riguarda proprio questo studio, che come dicevo continua, loro l'hanno definito uno studio adattativo, vale a dire che lo studio continua, ma cambiano le terapie che verranno testate. Ad esempio, lo studio sta randomizzando ancora 2.000 pazienti al mese circa, quindi da ottobre ad adesso ha quasi raddoppiato il numero dei pazienti che sono stati arruolati, quindi presto ci sarà un'altra analisi. Da questo studio sono stati eliminati farmaci come l'idrossiclorochina, il lopinavir e l'interferone, che hanno dato risultati interessanti, ma sono stati aggiunti altri farmaci come gli anticorpi monoclonali, che sono quelli che stanno suscitando più interesse in questo momento. Però studi questo ad oggi che abbiano già
dato un'impronta positiva, abbiano garantito un effetto positivo di questi farmaci, gli anticorpi monoclonali non ce ne sono. Anche se le speranze sono moltissime, quasi sicuramente saranno utili nel trattamento della malattia, probabilmente saranno uno dei pochi farmaci utili nelle fasi in cui la malattia si è già sviluppata. Consideriamo però che questi sono farmaci particolari, non è il farmaco che viene dato in pastiglia per prevenire o per combattere la malattia, sono farmaci molto costosi che sono riservati a un numero ristretto di pazienti. Dottor Follino, l'ultimissima domanda, ho pochi minuti a disposizione, ma credo che sia la domanda che anche molti da casa si stanno facendo. Quando si riuscirà, e se si riuscirà a sapere davvero tutto, perlomeno insomma grandi informazioni sul Covid? C'è questa possibilità? Pian piano la conoscenza migliora quotidianamente, ma anche il virus cambia, non dico quotidianamente, ma quasi. Quindi la ricerca dovrà continuare a seguire le evoluzioni del virus, dovrà continuare a seguire l'efficacia dei farmaci sulle nuove varianti del virus, l'efficacia dei vaccini sulle nuove varianti del virus. Anche qui abbiamo i primi studi che stanno nascendo adesso, ma fino a quando il virus continua ad essere presente, a diffondersi in modo così importante nella popolazione, la ricerca dovrà inseguirlo, cercare di stare al passo con lui, sia per conoscere meglio il microrganismo e sia per dare informazioni precise su quelli che sono i presidi terapeutici realmente efficaci. Grazie davvero, grazie al dottor Franco Follino, direttore di Nuance, rivista scientifica voluta da Intermeeting, di cui il dottor Follino è proprio membro del comitato scientifico. Grazie per averci aggiornati sulle conoscenze del coronavirus. Abbiamo capito insomma che c'è ancora molto da scoprire e speriamo soprattutto che si possa andare avanti con le vaccinazioni e permettere anche alla ricerca poi di proseguire, ma magari dottore con meno ansia, meno stress, perché si saprà che la copertura vaccinale è più ampia e quindi sarà poi solamente una ricerca proprio scientifica per capire che cosa abbiamo vissuto, giusto? E questo probabilmente anche Certo, la disponibilità del vaccino e la vaccinazione di una grossa fetta della popolazione è fondamentale. Ci sarà sempre un piccolo gruppo di persone, spero il più piccolo possibile, che non vorrà vaccinarsi, è assolutamente inevitabile, penso. Speriamo che siano davvero poche, perché è forse l'unica vera arma che abbiamo a disposizione. Grazie dottor Follino, grazie davvero, buon lavoro, a presto, a risentirci. Siamo in chiusura, vi ricordo domenica 21 febbraio abbiamo parlato, sarà un anno dall'inizio dell'incubo Covid in Veneto. Ebbene, domenica 21 febbraio alle 21:15 su Antenna 3 andrà in onda L'anno del virus, il documentario realizzato da Media Nord-Est che ripercorre i 12 mesi che ci hanno cambiato per sempre. Racconto le voci, i servizi, i momenti più importanti della lotta del Veneto contro il coronavirus. Appuntamento dunque da non perdere, domenica 21 febbraio a partire dalle 21:15 su Antenna 3 con L'anno del virus, il documentario del gruppo Media Nord-Est. Noi siamo davvero in chiusura, grazie per averci seguito. L'informazione di Antenna 3 torna questa sera a partire dalle 18:30 con le edizioni serali dei nostri telegiornali. Buon pomeriggio.